Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Ad aprile di quest'anno abbiamo celebrato con altre istituzioni veneziane gli 80 anni dalla fine della guerra e dalla liberazione. Le guerre portano delle devastazioni, in primis tra gli uomini, poi nei territori, e lo dico in ordine chiaramente di importanza, ma hanno anche delle conseguenze in altri campi, per esempio in campo artistico e direi soprattutto in Italia, dove c'è un continuum di monumenti, di opere d'arte, insomma di beni mobili e immobili. E quindi quando si celebra la liberazione dalla guerra, che nel nostro caso era anche stata la liberazione dalla dittatura fascista, è un momento in cui tutto rinasce. E quindi anche questo convegno si inserisce in queste celebrazioni della liberazione, perché, come tutti voi sapete, è la mostra fatta nel 1945, dove vengono messi insieme tantissime opere che erano state poste anche fortunosamente in salvo, in ville, in musei veneti, cui fa seguito il viatico di Longhi. È un momento quindi di rinascita, di come dire, resurrezione, che va ricordato, che va celebrato, innanzitutto perché fare un esercizio di memoria è sempre importante, ma anche perché a 80 anni può essere un'occasione di confronto, di aggiornamento, di ripensamento su quanto è stato fatto alla mostra e pubblicato da Longhi. Quindi sono molto contenta di dare inizio a questi due pomeriggi molto densi che hanno visto fin dall'inizio la collaborazione di tante istituzioni. La Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi di Firenze, evidentemente, l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Giorgio Cini, l'Università di Ca' Foscari e la Sovrintendenza di Venezia. È un lavoro collettivo e di rete che abbiamo voluto fin dall'inizio, perché le opere artistiche sono di tutti e tutti possono contribuire nelle loro competenze a organizzare delle giornate di studi come queste. Un grazie, permettetemi, molto molto dal cuore e particolarissimo a Barbara Guidi e a Paolo Amarini, che sono state le ideatrici di questo convegno e le instancabili organizzatrici, coordinatrici, maestre di cerimonia di tutta questa organizzazione che, come ho detto prima, comprendeva anche molte istituzioni. Il mio è solo un saluto, lascio volentieri la parola a Luca Massimo Barbero per un saluto dalla Fondazione Cini. Grazie. Grazie Presidente Magraggia e soprattutto, come dire, grazie per questo invito a partecipare, come dire, a questo momento molto importante per due ragioni. Uno, ovviamente perché, come è stato detto, le istituzioni in un qualche modo rinascono e resistono, e questo è anche una cosa molto importante per quanto riguarda soprattutto questa continuità nell'approfondire la cultura e i grandi testi, in questo caso uso testi nel senso letterale del termine, insomma. Ma anche perché la mostra di cui il libro, il testo, insomma, in oggetto e quindi gli studi era stata curata da Rodolfo Pallucchini e quindi, come dire, con una sorta di ricordo e di legame con il nostro Istituto di Storia dell'Arte. Oggi non solo vi porto i saluti del nostro Presidente Gianfelice Rocca e del nostro Istituto di Storia dell'Arte tutto, ma ho incontrato e vedo e leggo tra l'altro anche fra i relatori di queste giornate tanti amici che ho avuto modo
di conoscere e con cui ho avuto modo di approfondire alcuni temi, di lavorare, e lo dico personalmente, nel ruolo che è quello di direttore di un istituto di storia dell'arte che indegnamente, come dire, mi vede impegnato in quel ruolo da tanti anni. E quindi questo momento e queste giornate di studio sono per me particolarmente importanti. Consentitemi solo, oltre a questo saluto, anche a tutte le altre istituzioni che sono rappresentate anche qui da amici e amiche che incontro da tempo, insomma, non pensate che sia un problema anagrafico, è un problema di impegno sul campo, insomma, mi fa piacere che ci sia questa continuità in tutti noi, proprio legato a questo testo, a questo viatico, insomma, a questo personaggio che ovviamente come storico dell'arte, anzi come studente, evidentemente, forse fortunatamente in un futuro studioso dell'arte, ho avuto modo di fare. Ho studiato, come alcuni di voi ricordano, col professor Mazzarioli, il quale aveva un carattere piuttosto particolare e non mi parlò circa per 3 anni, insomma, e questo fu una delle poche indicazioni, passando con una di queste sue sciarpe, fu tipo legga questo libro, insomma, ed era il viatico, insomma, perché ovviamente da foresto, solo un quarto veneziano, dovevo in un qualche modo avere un punto di vista non così, tra l'altro, imparziale su Venezia, tra l'altro, la sua pittura, questo è una cosa. E ovviamente ci si perde in quel testo e questo è stato, come dire, davvero un viatico, perché ovviamente uno dei nostri destini è stato quello, anche generazionalmente, questo testo secondo me ne è un emblema, di dover fare delle mostre per poter studiare, insomma, per poter pubblicare. Questo è stato un punto. Ci fu un'altra persona sempre molto vicina al professore che invece mi diede questo, mi disse: guarda, questo è un antidoto, è molto più di Marea veneziana, un piccolo librino a cui tengo tantissimo, si chiama 5 secoli di pittura veneta ed è la trascrizione pubblicata il 15 settembre tra l'altro del 45 dalle Tre Venezie a Padova di una conferenza che Diego Valeri tenne proprio a proposito della mostra. L'ho usato sempre come una guida e ne leggo una parte che si collega a quello che appunto il Presidente ha detto prima, e tengo molto, sono gli 80 anni della liberazione d'Italia anche dal nazifascismo, e questo per noi è molto importante ed è un tema, come dire, centrale. Valeri, oltre a lamentarsi un po' delle assenze, tipo manca il Mantegna, non ci sono i veronesi, insomma cerca in un qualche modo nel suo rio di parole di cucire, insomma, alcune, però le date non sono sbagliate, insomma, perché è proprio appena inaugurata la mostra, ma soprattutto chiude con queste frasi che con queste vi saluto e vi ringrazio ancora per aver, come dire, reso il nostro istituto partecipe di questi momenti. Scrive: ci voleva un caso, parla appunto della guerra, appunto straordinario per mettere insieme una così splendida e armoniosa società. 2 punti, ci volevano niente meno l'ira di Dio della guerra e la grazia di Dio della salvazione di Venezia. Penso che questo sia il messaggio che vogliamo tutti in un qualche modo continuare, e auguro a tutti un ottimo lavoro e 2 straordinarie sessioni, ovviamente unendomi al saluto delle maestre di cerimonia e, come dire, volenti in un qualche modo in questo caso padroni di casa in queste 2 giornate, che sicuramente, come dire, orchestreranno questo suono di viatico almeno per tutti noi. Grazie ancora. Allora, intanto grazie a tutti coloro che hanno partecipato, alle istituzioni. Idealmente vorrei aggiungere anche l'Università di Udine, che non ha partecipato, diciamo, al comitato scientifico di questo convegno, ma che è presente conservando l'archivio di Rodolfo Pallucchini e che verrà illustrato da Linda Borean, che è una delle relatrici di questa giornata. E un grazie particolare alla Fondazione Cini, che anche ospita alcuni dei relatori che ancora non hanno casa a Venezia, perché dobbiamo ripopolare la città, quindi l'invito a tutti è di presto dotarsi di una casa a Venezia. Anche a nome di Barbara Guidi, che abbiamo sottratto
diciamo con la nostalgia di chi si è occupato dei musei, devo dire, abbiamo sottratto al suo lavoro quotidiano, alla mostra di Segantini, bellissima, alla ricostruzione del cavallo di Canova che verrà presentato l'11 la settimana prossima. Anche a nome di Barbara, che è qui vicino a me, ringrazio tutti voi che siete venuti e la Presidente, la quale, invitandoci con amichevole insistenza a proporre un'iniziativa per l'Ateneo, ci ha costrette a unire le forze e a organizzare questo incontro. La gratitudine di Barbara, a cui si deve lo spunto iniziale, e mia, va anche alle istituzioni appunto che hanno condiviso con l'Ateneo l'attuazione del progetto e ai colleghi che le rappresentano, con cui lavorare è stato semplice e facile, identificando di concerto autorevoli studiosi delle varie scuole che potessero affrontare i temi con le specifiche prospettive che avevamo individuato, anche in rapporto al tempo conciso, ormai tutti siamo abituati a fare cose veloci, infine ai relatori che hanno generosamente accolto il nostro invito. I collaboratori dell'Ateneo, Silva Menetto, Federica Gandolfo, Elena Rossetto, Nicolò Guerra, sono stati e sono proficuamente al nostro fianco, insieme a Gianmario Guidarelli, direttore della rivista Ateneo Veneto, che auspichiamo, ma abbiamo buone possibilità, possa accogliere i testi delle relazioni per la pubblicazione. Ne approfitto anche per rispondere a una bella domanda che è venuta proprio da loro. Ma perché avete scelta La pala di Pesaro di Giovanni Bellini, che non era presente alla mostra? Beh, perché ci piace molto e perché in qualche modo epitomizza l'amore di Roberto Longhi per Giovanni Bellini attraverso uno dei suoi principali capolavori, e grazie anche al Museo di Pesaro che ci ha consentito l'uso dell'immagine. Gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati ricordati in questo 2025 in vari contesti, anche con una riflessione che riguarda le opere d'arte, come è stato anticipato già dal 22-23 dalla mostra Arte Liberata, curata da Luigi Gallo e Raffaella Morselli per le Scuderie del Quirinale. Ricordo, a solo titolo di esempio, Arte Ferita, Arte Salvata al Museo dell'Opera del Duomo di Prato, capolavori oltre la guerra dal MUMA di Le Havre a M9, Museo del Novecento di Mestre, e non vi faccio la domanda di quanti di voi sono andati a vederla, una sezione di fascismo, resistenza e libertà al Museo di Castelvecchio di Verona. Nel nostro caso, appunto, abbiamo voluto tornare su uno snodo cruciale della storia e della critica d'arte, ma anche per certi versi della museografia, a partire dalla mostra 5 secoli di pittura veneta, organizzata da Rodolfo Pallucchini, direttore delle Belle Arti e Istruzione del Comune di Venezia tra il 1938 e il 50, e poi, come sappiamo, delle Biennali di Arte Contemporanea, come successore nella prima veste di Nino Barbantini, che aveva curato le Biennali d'Arte Antica dedicate a Tiziano a Tintoretto nel 1935 e nel 1937. Subito dopo la liberazione, molto rapidamente, in un paio di mesi, Pallucchini allestì nelle sale del Museo Correr, nelle Procuratie Nuove, circa 200 opere, in un percorso cronologico che verrà integrato l'anno successivo nella stessa sede dall'esposizione Capolavori dei Musei Veneti e da altre analoghe iniziative intraprese nel frattempo in altre città della regione. Questo è uno dei temi che affronterà Marta Nezzo nel suo intervento. Ansioso di riannodare il contatto diretto con le opere d'arte, dolorosamente mancato nei lunghi anni della guerra, il 55enne Roberto Longhi, novello Cavalcaselle, accompagnò in una visita di cui vorremmo conoscere sempre maggiori dettagli, chi era presente, cosa dissero, sarebbe molto bello che qualcuno scrivesse: ho visto la mostra insieme con... Accompagnò, dicevo, i suoi studenti dell'Università di Bologna e affidò le sue considerazioni ad uno scritto che gli crebbe rapidamente tra le mani. Inizialmente aveva pensato ad un articolo di 5 o 6 pagine, come lui stesso, come Longhi stesso, scrive a Pallucchini il 24 dicembre, gli uomini hanno tempo anche la vigilia di Natale, del 1945. Si ampliò fino a un saggio di 50, da utilizzare anche per il corso universitario di quell'anno, come prima puntata dedicato alla pittura dal 300 a Giovanni Bellini di una trilogia
che sarebbe proseguita nei 2 anni accademici successivi con una seconda puntata sulla produzione belliniana e carpaccesca e una terza sui creati da Giambellino e gli inizi di Lotto. Vedete che Giovanni Bellini c'è in tutte e 3. Sebbene, nonostante lo sviluppo, Longhi lo definisca un tenue viatico, non un'officina nel genere di quella aperta accanto alla mostra ferrarese che si era tenuta nel 1934, né tantomeno un'Arsanà dei Viniziani, ancora di là da venire, è proprio quest'ultima citazione dantesca a evidenziarne l'interesse per l'argomento che aveva coinvolto Longhi sin dalla giovinezza e la spinta ad andare ben oltre la recensione avvalendosi anche dei materiali della mostra dell'arte italiana organizzata da Emilio Lavagnino a Palazzo Venezia a Roma, così, cito Longhi, da spaziare a lungo attraverso 5 secoli di pittura che in tutto il mondo è considerata la pittura per antonomasia. Il saggio fu pubblicato in una prima versione, qua anticipo un po' quello di cui ci parlerà Giovanni Para, una prima versione intitolata Viatico per la mostra veneziana dei 5 secoli, priva di immagini, apparsa sulla rassegna italiana diretta da Francesco Flora in 2 puntate, il primo e quarto numero della rivista, rispettivamente il del gennaio e dell'aprile del 1946. Mentre veniva approntata con varianti, l'edizione illustrata da 170 immagini, una sola delle quali dedicata a un'opera del Seicento, di cui 4 a colori, corredate da didascalie che sono in molti casi delle vere e proprie schede e dotata di puntuali apparati, indici, eccetera, uscita presso Sansoni con il titolo Viatico per 5 secoli di pittura veneziana, dopo il 20 giugno dello stesso anno, termine post quem che si ricava dal poscritto aggiunto alla data di conclusione della maggior parte della stesura, che è il 4 dicembre 1945. I 2 protagonisti, Longhi, maggiore di 18 anni, avevano rapporti sin dagli anni 30, già ai tempi della mia permanenza all'Estense, scrive Pallucchini su Arte Veneta nel 1978, più formali all'inizio e poi via via più cordiali, e il professore aveva già fatto parte della commissione consultiva della mostra su Paolo Veronesa, organizzata da Pallucchini nel 1939. Troveremo poi Longhi nelle commissioni delle Biennali d'Arte Contemporanea dirette da Pallucchini, un argomento di Maria Cristina Bandera, dal 48 al 56, e Pallucchini a succedergli nella cattedra di Bologna dal 1950. Longhi cita esplicitamente Pallucchini 2 sole volte per sottolineare la stima di cui gode presso il sindaco Giovanni Ponti e per lodarne la brillantissima prefazione, e rivolge 2 citazioni anche al suo maestro Giuseppe Fiocco. Il testo si apre con un giudizio definitivo: le 200 opere appartengono a 80 maestri, di cui almeno 30 sono artisti genuini e almeno 20 poeti veri. Mina Gregori, nel viatico dell'edizione del 2016 Scondita, attribuisce all'autore la calma lucida e commossa della maturità, ma il saggio è noto per le veementi stroncature di Jacopo Tintoretto, Giambattista Tiepolo e Antonio Canova, le più famose, ma ve ne sono anche altre, oltre che per la qualità della sua prosa. In queste 2 giornate vorremmo approfondirne la lettura, facendo emergere anche quanto questi giudizi abbiano stimolato un approfondimento degli studi e dunque della conoscenza e della valorizzazione di questi e di molti altri autori. È il lavoro che si è svolto in questi 80 anni, un grandissimo lavoro, di autori non solo veneziani ma anche veneti, e quindi una nuova visione del quadro generale che ne risulta. Ne offre un buon esempio, da ultimo, la mostra Pietro Bellotti, pittore dei pori, definito nel viatico, e la pittura del Seicento in corso alle Gallerie dell'Accademia. Si noti che Longhi, certo sensibile alla cultura di terraferma, parla tuttavia di pittura veneziana, e Pallucchini invece di cultura artistica veneta, considerata, lo cito sempre da Arte Veneta del 78, non come mera definizione geografica, ma come una dorsale autonoma nel suo percorso storico, almeno fino ai primi dell'Ottocento, della civiltà figurativa italiana.
La prima di queste 2 mezze giornate, domani siamo la mattina, è dedicata al contesto in cui nasce la mostra e al rapporto fra i 2 studiosi oggi. La seconda, domani, che sarà introdotta da Barbara Guidi, intende lavorare maggiormente sul testo longhiano e sulla lunga eredità che soffre ancora agli studi. Se 80 anni ci separano dalla congiuntura alla cui analisi ci dedicheremo, un solo anno è passato invece dall'uscita dell'edizione illustrata dell'antologia in forma di solenne mostra ideale, la citazione è di Contini, titolata perciò da Cimabue Morandi, che Gianfranco Contini curò nel 73 a breve distanza dalla scomparsa di Longhi per i Meridiani Mondadori, proprio per sottolineare il valore letterario, come sappiamo i Meridiani sono una collana di letteratura, della scrittura longhiana. La nuova edizione nei millenni è in Audi, curata da Cristina Cirini e Maria Cristina Bandera, ha inteso integrare almeno parzialmente la scelta di Contini, cioè ha adottato l'antologia di Contini con la sua sequenza cronologica e con i testi, ma integrandola con un corpus purtroppo forzatamente ridotto di immagini, affidando a Lina Bolzoni un'introduzione generale e a diversi autori brevi introduzioni a ciascun capitolo. E da qui, dall'introduzione che le 2 curatrici, rispettivamente presidente e direttrice scientifica della Fondazione Longhi, che le 2 curatrici hanno chiamato Bernard Eikema a scrivere per il viatico, che vogliamo iniziare. E quindi una breve presentazione di Bernard Eikema, che siamo felici sia con noi, veneziano di adozione fin dagli anni dei suoi studi sul Regno dei Poveri, professore prima a Nimega, poi visiting professor in tante università, dagli Stati Uniti, Harvard, Princeton, a Parigi, poi è arrivato a insegnare, questo per me è stato un grande personale anche piacere, all'Università di Verona per chiara fama. I suoi studi sono, mi rivolgo anche ai non specialisti che sono pure numerosi presenti in questa sala, all'arte veneziana dal XV al XVIII secolo, in particolare alla pittura e alle arti grafiche e alla ricezione del Rinascimento in Europa nella memorabile mostra di Palazzo Grassi e poi il suo libro I Rinascimenti in Europa, pubblicato da Scheiwiller, quando diciamo l'allentarsi degli impegni universitari gli hanno lasciato un po' più di tempo, ma un tempo in cui è stato anche molto operoso in mostre su Dürer, Bosch, Cranach e ora credo che stia lavorando alla versione inglese del suo Giorgione. È anche presidente del Comitato Olandese per Venezia, una ragione per cui posso vederlo abbastanza di frequente, e anche, last but not least, membro dell'Ateneo Veneto. Buonasera a tutti, grazie Paola di questa generosa, spumeggiante introduzione, non avevo aspettato nulla di meno da parte tua. Con Paola abbiamo fatto molte cose insieme, anche a Verona, e Paola citava adesso la mostra palochiniana sul Paolo Veronese del 39, e anche noi abbiamo fatto un'avventura sul Paolo Veronese insieme, è una delle tante cose che ci rilegano, ecco. Bene, allora mi fa molto piacere essere qui, è un onore di introdurre brevissimamente il viatico e lo faccio in questa maniera. Allora, Roberto Lunghi finì il manoscritto del viatico di 5 secoli di pittura veneziana il 4 dicembre 1945. Una data questa, e l'abbiamo sentito anche dagli altri oratori fino adesso, che marca un momento di svolta nella storia d'Italia, ma direi di tutta Europa, spiegando il senso di rinnovata vitalità, di voglia di rilancio, di liberazione che caratterizza questa vibrante prova critica longhiana. Un cri de joie, direi, dopo gli anni bui della guerra, della penuria, di repressione culturale e di tant'altro. La panoramica di Longhi risponde, o più precisamente dialoga, in una maniera rapsodica con l'epocale mostra, che abbiamo sentito citare, dal titolo identico 5 secoli di pittura veneta,
organizzata da Rodolfo Paluchini a Venezia nello stesso anno 1945 e nello stesso spirito di rinascita. Con una particolare verve, il viatico evidenzia tutte le preferenze fortissime, ma anche le avversioni altrettanto notevoli e precise manifestate da Longhi nei confronti dei vari protagonisti della pittura lagunare, nella grande stagione che corre fra Paolo Veneziano e Tiepolo e oltre fino ai Guardi, fino a Canova. Il tutto questo arricchito da innumerevoli osservazioni, precisazioni, correzioni a livello filologico, preziosissimi in tal senso le note alle tavole, ripercorrendo i numeri del catalogo della mostra veneziana, che rimangono fino al giorno di oggi uno strumento di lavoro imprescindibile per gli specialisti in materia. Quelle note, peraltro, nella bella recente edizione degli scritti di Longhi di Einaudi del 2024, che è stata citata, non figurano. Io adesso vi propongo un brevissimo tour d'horizon del viatico come una sorta di introduzione generale a quanto seguirà nelle relazioni più specifiche dei vari relatori. Dopo l'incipit che confronta in una maniera dialettica i bizantinismi dei vari Paolo Veneziano e consorti, e qui a sinistra avete di Paolo Veneziano la Madonna col Bambino del Louvre, con la norma, fra virgolette, giottesca nelle sue varie ramificazioni anche padane. Qui vi mostro la maestà ovviamente della prima sala degli Uffizi, e passando poi successivamente per i rappresentanti locali del gotico cortese si arriva in poche pagine alla dinastia belliniana, che costituisce nell'ottica longhiana la prima grande manifestazione dell'arte lagunare. Mentre Gentile Bellini, tutto sommato, rimase racchiuso nei, e cito, suoi limiti di arcaico profilatore orientale, il riferimento è ovviamente al viaggio di Costantinopoli, Giovanni, il grande Giovanni, si rivela uno dei grandi poeti d'Italia, che sapeva sempre, nell'arco della sua lunga carriera, mantenere l'accordo, e questa è una frase per me molto bella, l'accordo pieno e profondo tra l'uomo e il manto della natura. E lo si vede forse in una maniera perfetta in questo dipinto di San Francesco della Frick Collection di New York. Se mi permettete, per me è uno dei 3 o 4 dipinti più belli del mondo. È veramente un dipinto incredibile. Felice stagione, quella di Giovanni Bellini, ma di una statura altissima si rivela nel racconto longhiano pure il Carpaccio, l'instancabile narratore, qui ovviamente nel famosissimo Sant'Agostino della scuola di San Giorgio degli Schiavoni, e cito di nuovo, lucido spettatore di un mondo preordinato, già distribuito nelle parti, una certa modernità che qui si preannuncia nell'opera di Carpaccio. Passando poi al primo Cinquecento, Longhi non nasconde le sue simpatie per Lorenzo Lotto, chiosando la sua altissima moralità creativa e rimarcando qui nella pala di Asolo il contrappunto nuovo nei due santi sul paese freddo e umido, nella luce bassa come tristemente annuvolata. Questa meravigliosa pala appunto di Asolo. E poi arriviamo a Giorgione. Giorgione su cui Longhi presenta le sue idee su questa tuttora problematica figura e sul suo catalogo. E lì ovviamente io mi sento anche molto coinvolto. Molti di voi sapete che io ho studiato molto Longhi e il mio libro è uscito poco tempo fa. Giorgione. Scusi, di Giorgione, sì.
Allora, sempre attuale rimane, ahimè, l'augurio che finalmente si comincia, Longhi lo dice, a trattare il pittore di Castelfranco più semplicemente, senza discorrere di musica, di liuti, di poesia e senza intossicarsi di tono. È un'esortazione che ho cercato di seguire anch'io nel mio libro. E resta pure valida l'intuizione che vede Giorgione ispirato dal classicismo prematuro emiliano di Francesco Francia e di Lorenzo Costa, e lo vediamo qua. Qui abbiamo, come voi vedete, i tre filosofi di Vienna di Giorgione accanto appunto a uno dei due grandi dipinti di Lorenzo Costa nel Louvre. Tutto questo comunque preannuncia il trionfo delle prime opere di Tiziano, nelle quali si avverte veramente qualcosa di fidiaco intendendo Fidia naturalmente, lo scultore greco classico, trasformata da quella colorita felicità in una visione incolpevolmente pagana. E qui appunto lo vediamo, Tiziano agli esordi, l'autore degli affreschi della Scuola del Santo di Padova, a sinistra, del Baccanale e della Festa degli Amorini del Camerino di Alfonso d'Este. Opere peraltro non presenti alla mostra veneziana, ma che fotografano questo altissimo momento che Longhi stimava tanto in Tiziano. Opere queste che insomma costituiscono, come ho detto, forse l'apice della sensibilità longhiana. Ma attenzione, perché tutta la simpatia umana e ammirazione di Longhi è per quella grande persona artistica della provincia che si chiama Jacopo Bassano. Pur rilevando dell'ultimo Bassano un certo contrasto fra la magia del colpizzar pittorico, che è Boschini che lo dice nel Seicento, e le tematiche da lui definite popolaresche e di pretesto, Longhi vede in queste opere l'apertura verso un mondo nuovo, verso l'arte del greco, ma addirittura, lo vediamo qua, a Watteau, il Watteau del Citer, come voi vedete al Louvre, mentre a sinistra abbiamo una delle opere di Jacopo delle stagioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna, come confronto. Forti invece, l'abbiamo già sentito, le riserve nei confronti del Tintoretto, considerato da Longhi qualche volta un Vasari o una Zuccari di genio e qualche altra un greco senza anima. Insomma, più di così. Più di così. Infelice matrimonio fra il cromatismo veneziano e la maniera, quello del Tintoretto, mentre Paolo Veronese, nella visione longhiana, appare come uno dei grandi pittori del mondo, niente po' di meno, capaci di farci rientrare in un Eliseo che era chiuso dai tempi di Tiziano giovane. Questa è un po' la lettura che da qui abbiamo appunto Tintoretto, come voi vedete, e invece qui ovviamente a San Sebastiano il martirio di Santi Marco e Marciliano, che dà la stessa idea di una ritmicità classica e anche una composizione a fregio che in effetti ci fa ripensare alle prime prove di Tiziano ancora agli esordi. Alla morte però di Tintoretto, Dixit Longhi, la pittura veneziana boccheggia. Francesco Maffei è, dal suo punto di vista, forse il pittore più spiritoso del Seicento veneto, però è un diciamo, un elogio un po' misurato, non è proprio molto cordiale. Ma anche lui, appunto, lo spiega poi dopo, anche Maffei, in una sorta di parafrase ripresa da Ruskin, sarebbe poco più di farinata di Tiziano, del Tintoretto e del Veronese. Quindi, insomma, chissà cosa avrebbe detto di Bellotti,
pittore dei pori, che adesso tu l'hai già citato, che adesso è il soggetto di una bella mostra alle gallerie dell'Accademia. A sorpresa però, qui abbiamo Maffei, come voi vedete, no? Scusate, qui è un'opera di Francesco Maffei. A sorpresa, Longhi si ricorda di una visita precedente a Venezia di un minore, non presente poi nella mostra, Giovanni Segala, un pittore della fine del Seicento che opera fra Venezia e l'Austria, che appunto a lui anni indietro sembrava un bel pittore. Qui abbiamo una sua opera delle gallerie dell'Accademia, forse è anche qui un misurato classicismo che ha convinto Longhi delle qualità di questo pittore tutto sommato minore. Il glorioso Settecento, infine, viene letto da Longhi in una maniera decisamente dialettica, contrapponendo Tiepolo e Piazzetta, i massimi rappresentanti di un mondo in declino, un ancien régime che ormai è alla fine, alla modernità dei vari Pietro Longhi, Canaletto, Guardi e, forse un po' a sorpresa, anche Rosalba Carriera. Qui abbiamo, come vedete, Pietro Longhi a sinistra e Canaletto in questo meraviglioso, veramente meraviglioso quadro, questa veduta del bacino di San Marco del Museum of Fine Arts di Boston, che è uno dei dipinti che ogni volta che vado a Boston voglio vedere questo dipinto, che è una cosa meravigliosa, proprio meravigliosa. Allora, la simpatia longhiana, l'abbiamo capito, va senza dubbio a questi ultimi, a questi moderni, e non ai pur splendidi, ma tutto sommato reazionari pittori di storia. Al Tiepolo vengono rinfacciati, con una battuta famosissima e fin troppo crudele, certi pezzi di trompe-l'œil alla Cecil B. DeMille. Come vedete qui a sinistra il glorioso banchetto di Cleopatra a sinistra e a destra un shot di un film, uno di questi blockbuster di Cecil B. DeMille, e qualcosina si può anche capire di quello che diceva Longhi, no? Ma concludiamo questa evocazione della parabola veneziana di Longhi con una frase su uno dei suoi preferiti, Francesco Guardi, autore di, e qui citiamo di nuovo, autore di Venezie, plurale, oscillanti, sabbiose di ruggine e di argento, non certo senza ottiche sottigliezze, ma nel tutto tanto poeticamente alterate dal vero, quanto quelle del Canaletto sono poeticamente al vero fedeli, cioè questa contrapposizione. E questo famoso dipinto, no, che conoscete a Milano, piccolissimo, è quasi una cartolina, no, di Francesco Guardi, direi cattura questa idea. Parole queste dalle quali traspaiono, secondo me, molte delle convinzioni estetiche di Roberto Longhi. Bene, vi auguro un buon convegno. Grazie. Grazie, Ben. Grazie molte, Bernard, ci hai fatto veramente una bella introduzione e hai dato continuità all'edizione in Audi proprio con questa tua prefazione. 3 cose sole, dopo alla fine discuteremo se ci sarà tempo. 3 spunti: le didascalie certo non ci sono nell'edizione dei millenni in Audi, non c'erano neppure nell'antologia di Contini, quindi quello, diciamo, è proprio una grave perdita, perché in quei testi c'è tantissimo e ovviamente ci sono tanti più riferimenti anche agli studiosi e alla bibliografia.
il riferimento a Watteau in tutto il viatico, e questa è una chiave interpretativa, i confronti con la pittura dell'7-800 è sempre un metro di giudizio che spinge Longhi verso uno o l'altro autore. E infine, purtroppo, per Tintoretto c'è anche di peggio, cioè il Piacentini della pittura, il titanismo che garbava il ventennio trascorso, cioè su Tintoretto grava anche questa interpretazione, diciamo, proprio e che si giustifica in quegli anni. E quindi grazie, tre spunti che mi sono venuti sentendoti, e ancora ti ringraziamo. E adesso invito Marta Nezzo. Ho detto... C'è? Ah sì, ciao, scusami, c'era anche prima, comincia. Allora, ho detto prima che ci sono state, ho citato alcune degli appuntamenti che in questi 80 anni dalla fine della guerra hanno riguardato le opere d'arte. Dovete vedere che in molti di loro Marta Nezzo ha avuto giustamente un ruolo, perché è professoressa ordinaria all'Università di Padova, dove ha insegnato letteratura artistica, museografia, storia dell'arte contemporanea, fonti e metodologie, storia dell'arte, arti extraeuropee. Diciamo che il tema dei rapporti tra arte e guerra, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, è proprio uno dei punti forti della sua ricerca. Tra i suoi vari incarichi c'è la direzione del Centro per la Storia dell'Università di Padova, che è un centro molto importante. La sua ricerca spesso è basata su ricerche archivistiche, è sempre stata arricchita dall'uso sapiente e anche precoce, vorrei dire, degli strumenti informatici, e ha come importanti fulcri l'esame teorico dei metodi storico-artistici otto-novecenteschi e la riflessione circa la tutela nei periodi di crisi, appunto il rapporto tra arte e guerra e l'analisi delle politiche artistiche del fascismo e i cantieri relativi. Quindi diciamo che è la persona più adatta per introdurre proprio il clima, il contesto in cui si è sviluppata la mostra di Pallucchini e la lettura che ne ha dato Longhi, e quindi di nuovo le diamo la parola. Buonasera a tutte e tutti, ringrazio vivamente l'Ateneo Veneto e le organizzatrici per avermi invitata a partecipare a questa bella occasione che inquadra nell'80° della Liberazione una delle non poche esposizioni localmente insorte a margine del rientro dei capolavori dai loro rifugi di guerra dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Il racconto che mi spetta non affonderà nel vivo della mostra, nella critica, nell'allestimento, limitandosi invece a considerarne gli antefatti. Per non discostarmi troppo dall'interesse che ci ha qui riuniti, vorrei partire dalle parole che Roberto Longhi, in apertura al viatico, dedicò alle speciali contingenze entro cui si giocò l'allestimento. Ai miei allievi, che fra guerra e rovine puntano ormai verso il traguardo dei 30 anni senza ancora aver potuto incontrarsi coi testi originali delle opere d'arte e se ne dolgono amaramente, io vo consigliando da tempo di riprendere la buona tradizione risorgimentale del nostro gran vecchio Cavalcaselle, che girò quasi tutta Europa a piedi col sacco a spalla. E così, intanto, non mancare a queste mostre eccezionali di Roma, di Siena e di Venezia, che dovrebbero, si spera, durare fino alla riapertura dei musei, e dove io credo si discorrerebbe con assai più vantaggio che nell'aula fredda dinanzi alle diapositive sinistrate. Fra Procuratie Nuove e Museo Correr, la grande mostra 5 secoli di pittura veneta, a cura di Rodolfo Pallucchini, ebbe il merito di essere fra le prime a restituire visibilità ad opere ormai da anni sottratte al pubblico godimento. Come Longhi stesso ricorda, con simili iniziative erano in corso altrove, altre, aggiungeremo qui, erano già state fatte. Manifestazioni tutte che puntavano a indicare simbolicamente il passaggio di mano nel controllo militare, morale e infine identitario della nazione. Il diapason per tal genere di esposizioni era stato dato a Roma nel gennaio 1944. In quei giorni vennero consegnati al Vaticano i materiali sgomberati da Monte Cassino, che avevano viaggiato sotto tutela della sola Kunstschutz nazista.
Parallelamente giungevano però a Roma altri oggetti, anch'essi destinati al ricovero in Vaticano, ma provenienti dai depositi di Umbria, Marche e Lazio, e questa volta scortati congiuntamente dal tedesco Scheibert e dall'italiano Emilio Lavagnino. Il punto di raccolta fu Palazzo Venezia e lì, sia pur per 2 soli giorni, il 20 e 21 gennaio 44, le opere d'arte furono esposte al pubblico, così da esaltare la cura nazista nei confronti del patrimonio italiano, in palese contrapposizione con le azioni distruttive dei bombardamenti anglo-americani. Dopo la liberazione della capitale, sempre a Palazzo Venezia e sempre nel 1944, toccò al governo alleato l'onore di esibire i capolavori della pittura europea dei secoli XV, XVI, XVII, offrendo gratuitamente il catalogo in italiano e in inglese. Qualcosa del genere venne organizzato in parallelo anche a Siena, promossa dalla Monuments and Fine Arts Section dell'Allied Military Government. Il 18 dicembre, sempre del 1944, apriva nelle sale della Regia Pinacoteca Masterpieces of Zionist Art. L'insorgere di mostre gestite da forze intellettuali interne è invece collocabile ai primi mesi del 1945. L'Associazione Nazionale per il Restauro dei Monumenti Danneggiati dalla Guerra ordinò allora, tanto per cambiare a Palazzo Venezia, la prima grande iniziativa culturale organizzata, si legge, e realizzata completamente da italiani dall'inizio del conflitto. La stampa riportava che simile manovra era intesa, cito, a far rivolgere il pensiero di tutta la nazione attraverso la visione delle opere d'arte al grave e urgente problema. Qui le sezioni erano 2. La prima formata da quadri delle gallerie dello Stato, la seconda da opere d'arte di proprietà privata. I dipinti di pertinenza pubblica in realtà erano tutti di scuola veneta, giacché erano riproposti alcuni dei capolavori esibiti nella citata esposizione Lampo del gennaio 44 e segnatamente, pare, quelli portati a Roma da Lavagnino. Altre pitture nell'urbe, in quello stesso terribile momento, altre pitture trasportate nell'urbe in quello stesso terribile momento furono invece coinvolte nella riapertura della Galleria Borghese, che sempre nei primi mesi del 45 allestì congiuntamente capolavori propri e opere messe in salvo a suo tempo a Roma, da Napoli, Urbino, Milano e Venezia. Fra queste la Tempesta di Giorgione. Oltre a Roma, anche Firenze contribuì sub specie iconica alla riappropriazione morale del patrimonio nazionale, aggiungendo al quadro generale una meditazione politica graffiante sulle alleanze dell'Italia fascista. Ordinò a Palazzo Pitti una mostra di pittura francese dal 300 ai giorni nostri sotto gli auspici del Consolato di Francia, avviando, come sottolineò Attilio Podestà su Emporium, una simbolica presa di contatto con il mondo spirituale di una nazione la cui fraternità avrebbe dovuto essere sacra. Fra gli organizzatori c'era Bernard Berenson, scampato alla Shoah. Segno turbato dell'avvicendarsi di tedeschi, alleati e italiani nel controllo materiale e poi morale del territorio, simili esposizioni ebbero corso in molte città, anche di dimensioni minori, e Venezia, lo si capisce bene, non poteva mancare all'appuntamento. Sulla natura cangiante di simili iniziative che si dipanarono fra 44 e 49 mi riservo di tornare in altra sede. Qui basti notare alcune costanti relative alle manifestazioni targate 45. Le città promotrici dovevano soddisfare 2 condizioni generali. Innanzitutto essere state, sul finire delle ostilità, l'ultimo punto di confluenza per opere d'arte appartenenti a un ampio bacino territoriale. E ciò perché era vitale poter mostrare dipinti e oggetti senza ulteriori movimentazioni. In secondo luogo, le sedi candidate dovevano essere scampate alla sistematica devastazione del tessuto urbano antico, una condizione cui fece esplicitamente riferimento Anna Pallocchini nella sua recensione alla mostra veneziana su Emporium, spiegando: la notte fra il 27 e il 28 aprile il popolo veneziano insorgeva contro l'oppressore. L'energico intervento del cardinale patriarca evitava che la marina germanica puntasse i cannoni sulla città.
Venezia così fu salva, con i tesori suoi e con quelli che tutte le città e paesi del Veneto le avevano affidato dopo l'8 settembre. Rispetto a tale requisito solo Firenze fece eccezione. Appena prima di essere liberata aveva subito la distruzione dei ponti, con ovvia compromissione degli edifici lungo l'Arno. Ma dato il limitato numero di bombardamenti sul tessuto storico, poté comunque fare lo sforzo di organizzare una mostra oltr'Arno, così da rivendicare assieme a Roma e Venezia il ruolo della locale soprintendenza nel coordinamento della tutela di guerra. In tutti questi casi comunque le scelte espositive fotografarono l'ultimo stadio della forsennata movimentazione dei beni artistici durante il conflitto, motivata dalla natura policentrica dell'offensiva aerea e dalla durezza degli scontri sul campo, il che ben giustifica il richiamo longhiano ai viaggi di Cavalcaselle, quando il contatto autoptico con i dipinti ancora non poteva approfittare di ordinamenti ponderati. Solo fra 46 e 49 si sarebbero potute realizzare mostre utili a ripensare i patrimoni localmente individuati, a valorizzarne il restauro e persino a porre le basi per nuovi allestimenti permanenti. E allora anche Pallucchini avrebbe sentito il bisogno di replicare, di ripetere, perché nella mostra dei 5 secoli aveva dovuto rinunciare a molto. Non poté esporre ad esempio opere veronesi, visto che la città scaligera, facente con Mantova soprintendenza a sé, aveva gestito i ricoveri in situ e, dopo almeno 27 bombardamenti, era uscita dal conflitto in uno stato di paralisi e non poteva inviare nulla. Ma poiché Venezia era stata in gran parte risparmiata, Pallucchini all'indomani della liberazione accettò comunque l'onere di render conto delle opere salvate, evocando sommessamente la loro tragica coartazione nel sistema bellico. La gestione complessiva delle opere mobili nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale è stata giustamente ricordata da Francesca Iannetti come un lavoro di Sisifo. E delle sue specificità dentro e fuori la nostra regione è giunto il momento ora di rendere conto a tutti voi convenuti. Il Veneto ebbe assieme a tutto il nord il dubbio privilegio di attraversare tutte le fasi di belligeranza, dal regime monarchico fascista alla Repubblica collaborazionista di Salò, dalla stagione vittoriosamente aggressiva del 40-42 fino alla capitolazione e poi all'occupazione e alla guerra civile. La gran parte dei capoluoghi, quasi indenne da attacchi aerei fino all'autunno-inverno del 43, precipitò poi disastrosamente nel mirino dei raid alleati. Oltre a Verona, anche Padova, Vicenza e Treviso patirono incursioni violente. Riavvolgendo il filo, bisogna ricordare che sul piano locale la questione della tutela d'emergenza era tornata all'attenzione almeno dal 1930-31, quando Gino Fogolari aveva approntato i primi piani virtuali di sgombero, individuando nel contado una serie di possibili ricoveri per opere d'arte. Aveva pensato all'ex convento degli Olivetani a Carceri, alla Villa Nazionale di Stra e alla Badia di Praglia. Da un punto di vista internazionale, invece, il tema avrebbe preso vigore soltanto alla metà degli anni 30. Fu allora che l'OIM, Ufficio Internazionale dei Musei della Società delle Nazioni, invitò gli Stati membri a meditare sulla protezione materiale del rispettivo patrimonio artistico in caso di guerra. A breve, l'aggressione italiana all'Etiopia e la guerra civile in Spagna avrebbero fornito motivazioni più che solide a tal genere di precauzioni. In tale quadro, nell'Italia del 1935, la Direzione Generale delle Arti inviò Michele De Tomasso a ispezionare le soprintendenze per verificarne l'effettiva preparazione a una guerra improvvisa, con risultati allarmanti. Alla pianificazione teorica delle difese non corrispondeva una preorganizzazione logistica in grado di supportare lo sgombero. Nodale poi era il problema dei finanziamenti, che sarebbero stati continuamente procrastinati, rinviati dal Ministero, al punto che quando l'8 luglio uscì la legge di guerra e neutralità, peraltro già obsoleta, l'incognita permaneva.
A dispetto di tanta incertezza, proprio nel 1938 il ministro Giuseppe Bottai rifiutò di sottoscrivere un accordo internazionale per affidare in caso di guerra le opere mobili a paesi neutrali. La sua posizione, pubblicizzata in Francia e in Italia, si riassume in poche parole: l'arte avrebbe seguito la sorte delle famiglie, delle case, della terra. Paradossalmente tutto questo si sovrascriveva a due occasioni importanti: il convegno dei soprintendenti dello stesso 38 e la preparazione della celebre legge sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, uscita nel giugno 39 dopo 2 anni di incubazione e rimasta priva dei decreti attuativi proprio per lo scatenarsi del conflitto. Il patrimonio artistico italiano dunque entrò in guerra il 10 giugno 1940 soffrendo di scarsi finanziamenti e di un vuoto normativo sulla protezione d'emergenza, colmato poi da un'apposita leggina del 6 luglio seguente. I soprintendenti ricevettero l'ordine di smobilitare le opere d'arte con anticipo minimo, il 6 giugno. Per sostenere le attività, cito, fu necessario affidare degli incarichi direttivi a taluni ispettori onorari, i quali d'altra parte avevano collaborato alla preparazione di tutto il necessario e in gran parte dirigevano i musei civici. A Venezia, appunto dei civici, si occupò Giulio Lorenzetti, Nino Barbantini del Museo Orientale, della Scuola di San Rocco, dei Frari e di alcune missioni speciali, Rodolfo Pallucchini delle Chiese, Luigi Marangoni di San Marco, Aldo Scolari di Palazzo Ducale, Manlio Dazzi della Querini Stampaglia. Furono poi attivi Gardellini a Rovigo, Bettini a Padova, Tua a Bassano, Coletti a Treviso, Fasola a Vicenza e Alessandro da Borso a Belluno. Mentre si localizzavano i depositi in città e si riesumava il vecchio piano focolari per i depositi di campagna, numerose casse contenenti dipinti e oggetti partivano per l'Italia centrale. L'impressione di poter contare su inespugnabili rifugi oltre Appennino era un retaggio della Grande Guerra, ma allora la linea del fronte era rimasta ristretta al nord e alla costa orientale. Fu il primo malinteso di una catena di soluzioni che per il successivo svolgersi degli eventi si sarebbero rivelate sempre precarie. Comunque, come scriverà Emilio Lavagnino, il 16 ottobre 1940 giunsero a Sasso Corvaro i grandi capolavori delle gallerie, della Cadoro e del Museo Orientale di Venezia, più di 100 opere rinchiuse in 70 casse, prima tra esse, per importanza, La Tempesta di Giorgione. Nelle sale terrene si trovavano le tele e le tavole di Mole Maggiore, in una di esse erano stati posti i rulli con opere di Tintoretto e Vittore Carpaccio. Dal principio del gennaio 41, venuto a mancare Gino Fogolari, le soprintendenze veneziane furono governate rispettivamente da Vittorio Moschini e Ferdinando Forlati, coadiuvati da Rodolfo Pallucchini, responsabile dell'Ufficio Belle Arti del Comune. Nel 1942 l'eco delle armi risuonava ancora lontano e il Ministero pubblicava la protezione del patrimonio artistico nazionale dalle offese della guerra aerea, cioè un volume intriso di propaganda e dedicato alle difese. Ma sul finire dell'anno, dopo le perdite territoriali in Africa, i bombardamenti sulle città portuali e industriali, in particolare Genova, Torino e Napoli, iniziarono a intensificarsi. Il Ministero ordinò di estendere gli sgomberi, dunque, il che avvenne anche a Venezia. Si lasciarono partire innanzitutto le opere a forte valenza identitaria, i Cavalli di San Marco, il Paradiso di Tintoretto, il Leone, eccetera. Infine, l'intera città iniziò a svuotarsi, allontanando anche la gran parte dei pezzi rimasti nei depositi urbani. Fu necessario trovare nuovi ricoveri nel contado ed essendo quasi esaurito lo spazio a Stra, ci si appoggiò anche all'abbazia di Praglia. Il movimento di dipinti, sculture, mobilio, libri, cimeli fu allora enorme, ne ho già dato conto in passato. A mero titolo d'esempio ricordo le opere plastiche di Santi Giovanni e Paolo, dell'Arsenale, dei Frari, i dipinti e le sculture di tutte le più importanti chiese veneziane. Le collezioni civiche partirono quasi per intero, ivi compreso Dedalo e Icaro.
Entro i primi mesi del 43 giunsero a Praglia anche materiali dall'Accademia, dal Palazzo Ducale, dal Museo Vetrario di Murano, da Ca' Rezzonico, da Ca' Falsetti, dalla Querini Stampaglia, dal Seminario Patriarcale, dalla Comunità dei Greci Ortodossi e ancora rulli con opere di Tintoretto appartenenti alla scuola di San Rocco e dipinti di Vittore Carpaccio da San Giorgio degli Schiavoni. E mentre Venezia veniva denudata, Praglia riceveva beni anche da Vicenza, Padova e persino da Trieste. Se la situazione fosse rimasta quella sin qui descritta, la mostra dei 5 secoli di pittura veneta non sarebbe stata possibile, almeno non nell'estate del 45. Ma le cose, ahimè, andarono altrimenti, ahimè non per la mostra, ma per quel che accadde. Nel febbraio 43 Mussolini fece un rimpasto di governo. Al posto di Bottai nominò Carlo Alberto Bigini, già rettore dell'Università di Pisa, a sua volta intenzionato a sostituire il direttore generale delle arti, Marino Lazzari, con Carlo Anti. Quest'ultimo, già rettore a Padova e di provata fede fascista, aveva fama di uomo risoluto, capace di interagire con forze discordanti. Nell'immediato non se ne fece nulla, anche perché con lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio 43 lo scenario di guerra italiano mutò profondamente. Il 25 luglio il governo Mussolini cadde e il dittatore venne imprigionato. L'8 settembre fu reso noto l'armistizio con le potenze alleate e nel giro di poche ore i tedeschi liberarono l'ex duce e passarono dallo stato di graditi ospiti a quello di occupanti traditi e furiosi. Da lì in avanti le soprintendenze tutte, ma più a lungo quelle del nord, avrebbero sfidato i bombardamenti, le pretese naziste e lo scontro di terra. Per fronteggiare quest'ultima eventualità, già nell'ottobre del 43 Marino Lazzari, ancora in carica, propose di concentrare le opere mobili in 2 città, Roma e appunto Venezia. A Roma si contava sul Vaticano e dunque sulla extraterritorialità. Quanto a Venezia, la si credeva intoccabile e si sperava di trasformarla presto in città aperta. Date le circostanze presenti e quelle prevedibili, scriveva Vittorio Moschini al Ministero, e altresì tenuto conto dei vari rischi che corrono le opere d'arte mobili, sembra opportuno portare senza indugio a Venezia il maggior numero di tali opere attualmente nei ricoveri. È ben vero che proprio da Venezia molte di quelle opere vennero già allontanate, ma la situazione è ora evidentemente diversa e tutto considerato Venezia sembra ora relativamente il luogo più sicuro. In tale frangente i beni rifluirono in città, ma in misura limitata. I primi ordini di sgombero relativi al patrimonio di proprietà diretta del Comune di Venezia partirono a novembre. Quasi in contemporanea al Congresso di Verona, 14-16 novembre, veniva fondata la Repubblica Sociale Italiana. Ciò produsse di fatto una sorta di sdoppiamento istituzionale. Il Ministero dell'Educazione, sempre in mano a Bigini, prese dimora a Padova, avvocando a sé tutti i funzionari del ganglio romano. I dissidenti, collocati a riposo, spesso continuarono ad operare autonomamente, ma in modo informale. Dopo un breve interim, nel gennaio 44, Anti fu ufficialmente nominato direttore generale delle arti. Contestualmente il fondato timore di perdere il controllo dei trasporti e dunque di favorire i furti spinse Bigini a fermare la manovra di convergenza dei capolavori su Roma e Venezia. In realtà la tattica fu differenziata. A nord la pressione tedesca era fortissima e si temeva l'espatrio dei beni nel Gautirol nazista. Dunque il blocco a nord, centro-nord fu totale. Al centro-sud invece proseguirono alcuni trasbordi non autorizzati, come quello condotto da Lavagnino e citato in apertura. E va ricordato che simili iniziative furono non solo ben tollerate, ma spesso anche caldeggiate dallo stesso Anti. Ma l'inverno 44 portò ben altre novità assai consistenti. Dal 23 febbraio il comando delle forze alleate anglo-americane fece una selezione a tavolino delle città artisticamente più sensibili, con l'intento di proteggerne il patrimonio.
Esse vennero suddivise in 3 gruppi, quelle da evitare assolutamente, gruppo A, quelle da schivare possibilmente, gruppo B, quelle da colpire senza dubbio, gruppo C. La categoria A contava soltanto Roma, Firenze, Venezia e Torcello. Nella disgraziata categoria C invece stavano fra le molte Padova, Verona, Vicenza. I responsabili delle arti lavoravano sempre e alacremente. Quando l'11 marzo 44 a Padova fu colpita Cappella Ovetari, Anti convocò una trentina di esperti per pianificare la protezione della vicina cappella degli Scrovegni. All'incontro, tenutosi il 12 e 13 aprile 44, Rodolfo Pallucchini era presente, mentre Roberto Longhi, pur invitato, non diede segno di vita, nemmeno mandò un parere scritto come invece quasi tutti gli altri. Quanto alle opere mobili, il flusso verso Venezia sarebbe ripreso soltanto dopo la liberazione di Roma, che avvenne tra 4 e 5 giugno del 44. A quel punto il pericolo più grave erano davvero le battaglie di terra, con relativi bombardamenti tattici. 3 giorni più tardi, il 7 giugno, 3 giorni dopo la liberazione, Anti scriveva nel suo diario: vengono da Venezia in commissione Luigi Marangoni, Monsignor Bressan, l'avvocato Guadalupi e Rodolfo Pallucchini. Assiste il soprintendente Forlati. Parlano a nome di San Marco, delle chiese veneziane, di Palazzo Ducale e della Stampagli. Vogliono, dice Marangoni, tenere le opere d'arte sotto il letto. Stabilite certe norme e cautele, li accontento. Stupefacente l'ottimismo attuale e futuro di questa gente. Voglia il cielo che abbiano ragione. Da Praglia le prime casse appartenenti a Palazzo Ducale e Scuola di San Rocco partirono il 27 giugno del 44. Poi toccò il Leone di San Marco, a parte della proprietà della Marciana, i pezzi della comunità dei greci ortodossi, pezzi delle chiese veneziane, dell'Accademia, in una sequenza fittissima che proseguì fino alla fine di luglio. Entro agosto tutte le opere sotto la responsabilità della veneziana soprintendenza alle gallerie erano state già ritirate per essere smistate assieme a quelle degli altri ricoveri periferici tra gallerie dell'Accademia, Carezzonico, Capesaro, Palazzo Ducale, Palazzo Pisani, Correr, Palazzo Reale, Cadoro e Seminario Patriarcale. No, è talmente bella che vai avanti, ma poi abbiamo tutto il tempo, guarda, tranquilla, ho solo aperto un catalogo. Ah, ecco. No. Fu da quelle sedi, quindi tutti questi palazzi divengono nuovamente ricoveri urbani. Fu da quelle sedi che poi una parte di quelle opere fu avviata alla mostra. In tutte le fasi descritte, il coinvolgimento di Rodolfo Pallucchini fu alto. Attivo come ispettore onorario sin dal 1940, divenne vieppiù impegnato, forse anche per l'amicizia con Anti, nel periodo 44-45. Fu presente a diverse riunioni esiziali per la gestione artistica di guerra, non soltanto durante la crisi Ovetari-Scrovegni, ma anche per gli stacchi degli affreschi nel Contado, alla Valmarana, discussi nel febbraio 45, e persino per l'elaborazione di un disperato provvedimento legislativo inteso a rafforzare la difesa del patrimonio artistico privato. Condivise dunque, quasi fisicamente, il destino bellico delle opere, al punto che la mostra può essere pensata anche come un suo personale manifesto di liberazione. Quanto a Longhi, difficilmente nei documenti che attestano la tutela d'emergenza si trova traccia di un suo impegno, senz'altro non in Veneto, come abbiamo visto. La lotta per lui sembra essere stata tutta interiore. Lo spiegò egli stesso nella lettera a Giuliano Briganti pubblicata su Cosmopolita il 30 dicembre del 44. Al giovane studioso che invocava aiuto per monitorare opere e monumenti scampati alle bombe, così raccontava la propria quotidianità. Non chiedermi articoli. Tutto si risolve e scorre in un interminabile esame di coscienza che per noi storici dell'arte dovrebbe cominciare, e per me è cominciato, almeno dal primo bombardamento di Genova, il quale, aggiungo io, risaliva all'11 giugno del 1940, quindi al secondo giorno di guerra. Innervata da una topografia mentale delle distruzioni, la sofferenza di Longhi dovette essere lunga e soprattutto paralizzante. E fu così
che Pallucchini organizzò la mostra e Longhi ne scrisse. Grazie. Dopo i relatori che saranno rimasti, so che Bernard adesso va, eccetera, ritorneranno qua se c'è un momento. E ringrazio Marta veramente per questo bellissimo intervento, anni di dedizione a questo tema, fanno sì che adesso lo governi con una abilità che neanche un generale di questi, perché ci ha proprio fatto sentire, forse anche costretta dalla lotta contro il tempo, un ritmo quasi bellico nel procedere del suo ragionamento, del suo svolgimento. Devo dire che proprio presentando in questa sala la monografia di Alice Cutullè su Gino Fogolari, l'anno scorso direi, o 2 anni fa, ormai il tempo 2 anni fa passa velocemente, mi aveva proprio colpito come il tempo che passa tra la prima e la seconda guerra mondiale veda i funzionari delle soprintendenze impegnatissimi nei temi della salvaguardia delle opere. Evidentemente dovevano sentire un senso di profonda instabilità e di grande preoccupazione. Per quello che riguarda i viaggi molto importanti, ho pensato ai viaggi, quanto siano stati importanti i viaggi anche di Longhi, giovanili, fin dagli anni *20, il grande giro per l'Europa con Alessandro Contini, l'accumulazione, cioè questo confronto diretto con le opere che è veramente un alimento fondamentale, e anche il rapporto tra le mostre e i musei è un tema importante che sta dietro questa esposizione. È anche interessante, e questo ci porta verso la prossima relazione di Matilde Cartolari proprio sulla mostra delle procuratie organizzata da Rodolfo Pallucchini, come queste stesse povere opere d'arte in epoca fascista siano stati strumento di propaganda, pensate alla mostra di Modigliani a Londra, e poi diventino anche strumento di riscossa, quindi di riscatto. Quindi è anche interessante questa e alcune delle cose a cui ha fatto riferimento Marta Nezzo ritorneranno nella relazione di Matilde Cartolari. Matilda è forse una delle più giovani relatrici nelle 2 giornate e ha avuto pochissimi giorni fa un invito a partecipare ad una selezione per una posizione fissa in un'università tedesca, perciò le siamo tutti solidali, facciamo tutto il tifo per lei da questa sala, e non può essere presente, ma ci ha mandato un bel video che abbiamo anche già visto, e vi assicuro che spero, insomma, il video è molto chiaro e quindi potremo seguirla così. Matilde Cartolari è veronese, si è laureata a Ca' Foscari con una tesi su Mauro Pelliccioli e ha conseguito il PhD all'ETH a Berlino e a Udine con una tesi sulla cultural diplomacy del fascismo. Ha lavorato come assistente postdoc alla cattedra di Cultural Heritage Studies al Central Institute for Art History di Vienna, e dal 24 è assistente alla ricerca presso la cattedra di storia dell'arte alla Ludwig Maximilian Universität di Monaco con riferimento all'arte italiana, collaborando al tempo stesso col Central Institute für Kunstgeschichte come assistente del direttore Ulrich Pfister. Si è dedicata allo studio delle iniziative culturali fra le 2 guerre e è stata relatrice al convegno di Udine del 2019 su Pallucchini, direttore alle Belle Arti del Comune di Venezia, con una residenza all'Istituto Tedesco di Venezia nella scorsa estate, però è andata oltre quella presentazione che aveva fatto nel 2019, aggiungendo varie novità di cui in parte ci darà più compiutamente conto nel testo, ma che già un po' ci anticipa. E quindi invitiamo la regia a lanciare il video.
Dunque, vorrei innanzitutto scusarmi moltissimo con voi per l'assenza e ringraziare di cuore Paolo Marini, Barbara Guidi, Silvia Menetto ed Ateneo per avermi permesso di fare questo intervento video. Ho dovuto, dato le circostanze, limitare leggermente l'entità del mio intervento, ma spero comunque di offrire spunti e materiali utili per il proseguo del convegno. La Mostra dei Cinque Secoli viene inaugurata alle Procuratie Nuove il 21 luglio del 1945 e si chiude dopo un mese di proroga il 2 dicembre di quell'anno. Il biglietto d'ingresso costava 50 lire, non sono riuscita a capire esattamente a quanto corrisponda in valuta odierna, ma doveva essere un prezzo piuttosto alto perché ci furono diverse proteste e a partire da agosto vennero introdotti dei prezzi ridotti per artisti, studenti e per i gruppi. Quella dei Cinque Secoli in realtà è solo una di una serie di mostre, le cosiddette Biennali d'arte antica, che si erano tenute a Venezia a partire dalla mostra di Tiziano del 1935, a cura della Direzione delle Belle Arti del Comune di Venezia, retta in quel momento da Nino Barbantini, a cui subentrò nel 1939 un giovane Rodolfo Pallucchini che, come sapete, si era laureato con fiocco con una tesi su Piazzetta ed era reduce da una prima esperienza come direttore della Pinacoteca Estense di Modena. Le biennali d'arte antica degli anni 30 avevano certamente un carattere scientifico, tant'è che favorirono scoperte, riscoperte, restauri di vario tipo, ma anche un carattere, direi, eminentemente politico e celebrativo, offrendosi come vetrina per la propaganda di regime sia in Italia che all'estero. Qui ad esempio vedete una foto in alto di Re Vittorio Emanuele III e Rodolfo Pallucchini in Orbace alla inaugurazione della mostra di Veronese, mentre sotto vedete un fotogramma della visita di Goebbels alla mostra nell'agosto del 1939, qui accompagnato dal suo omonimo italiano, il ministro della cultura popolare Dino Alfieri, mentre rivolge i saluti fascisti alla folla festante in piazza San Marco. Rispetto alle mostre del periodo fascista, va detto innanzitutto che la mostra dei Cinque Secoli presenta un'evidente continuità organizzativa e di organico, che d'altronde è ciò che permette di organizzare a stretto giro una mostra così ampia, avvalendosi della macchina organizzativa collaudata negli anni precedenti. Qui vedete un confronto fra le commissioni consultive prima e dopo la guerra. Nella commissione consultiva della mostra di Veronese del 39 c'è anche Roberto Longhi, mentre nel 35 si attinge giocoforza a risorse e forze locali con Monsignor Rettore Bressan, rettore del seminario patriarcale di Venezia, che era una figura fondamentale per ottenere i prestiti dalle chiese, ma anche per il ruolo della Chiesa e della Curia nelle fasi immediatamente successive alla fine della guerra, oltre a un studioso trevigiano, Luigi Coletti, e il vero e proprio nuovo innesto, che è quello di Giuseppe De Logu, professore all'Accademia di Venezia, esule prima in Austria e poi in Svizzera per motivi politici e fortemente voluto dal sindaco Giovanni Ponti, che era dirigente partigiano del CLN per Venezia e per il Veneto e che appunto fu sindaco in queste fasi, questi mesi successivi alla fine del conflitto. Nell'organizzare la mostra dei Cinque Secoli, quindi Pallucchini ha una duplice esigenza. Da una parte portare avanti e difendere l'impianto organizzativo delle biennali d'arte antica, dall'altra segnala un deciso cambio di passo, non tanto organizzativo quanto simbolico e retorico rispetto alla propaganda di regime negli anni 30. Questo intento traspare fin dagli esordi del progetto espositivo, che prende forma in brevissimo tempo. Il Veneto era stato liberato verso la fine dell'aprile e inizio di maggio del 1945 e il governo militare alleato si insedia ufficialmente il 2 di maggio. Una settimana più tardi, il 9 di maggio, Pallucchini scrive al nuovo sindaco della Giunta Popolare Giovanni Ponti e propone di organizzare la mostra sull'esempio di quanto fatto anche a Roma nei primissimi mesi della liberazione. Cito dalla lettera di Pallucchini.
Come le è noto, dopo il settembre 1943 sono state portate a Venezia non solo le opere d'arte veneziane, prima sfollate in depositi di terraferma, ma anche quelle delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, nonché di altre regioni dell'Italia settentrionale. Si presenta così la bellissima occasione di poter organizzare, con una scelta critica di tali opere, una mostra di antica pittura veneziana, il cui titolo significativo può essere 5 secoli di pittura veneta. Si tratta di dipinti di chiese e di gallerie che, per essere in province ed in piccoli paesi, sono per lo più sconosciuti non solo al grande pubblico, ma anche talvolta agli appassionati e agli amatori d'arte. Il Comune di Venezia, che ha la prerogativa di aver iniziato nel 1935 la grande serie di mostre dell'antica pittura veneziana, ammirate da tutto il mondo e prese a modello da altre città italiane, potrà indire la mostra suddetta nei locali del Museo Correr. Palluchini scrive alle Procuratie vecchie, ma in realtà intende alle Procuratie nuove, sede centralissima e che presenta il vantaggio di facilmente essere allestita a sede di mostra. Infatti gli ambienti delle procuratie sono oggi quasi del tutto sgomberi, dato che la presenza del comando tedesco nello stesso palazzo consigliò di evacuare il materiale del Museo Correr. Tale mostra, prosegue Palluchini, costituirà un avvenimento artistico di eccezionale rilievo. Si tratta di dare uno sviluppo organico di tutto lo svolgimento dell'arte veneta, dai primitivi fino a Tiepolo, integrando tale svolgimento con artisti rappresentati in chiese veneziane. Questo avvenimento costituirà la pronta e tempestiva affermazione di Venezia nel campo che le compete, che non è soltanto quello turistico, ma culturale. Va da sé che non sarà possibile far affluire a Venezia le folle che hanno segnato il successo delle mostre di Tiziano, Tintoretto e Veronese, ma offrire ai veneziani, che per anni e anni sono stati privati della contemplazione di opere d'arte, e alle truppe alleate di transito a Venezia, il godimento di centinaia di opere, creando un'attrattiva non solo di carattere estetico, ma educativo e quindi morale e politico. Quindi Palluchini delinea i tratti generali del progetto e si sofferma in particolare sui destinatari della mostra. Non ci si aspetta ovviamente l'afflusso di pubblico delle precedenti mostre, anche perché all'epoca le linee ferroviarie di comunicazione erano ancora interrotte, ma si sottolinea in particolare la presenza a Venezia delle truppe alleate. Come avete sentito, in un primo momento Palluchini parla di 5 secoli di pittura veneziana, che poco dopo diventeranno però i 5 secoli di pittura veneta. Palluchini spiega in un'intervista le ragioni di questo slittamento lessicale, cito: perché in questa mostra non si tratta soltanto della pittura nata e prosperata entro la cerchia lagunare, ma anche delle sue propaggini in terraferma, le quali talvolta hanno formato delle scuole vere e proprie, come la Vicentina ammirabile per unità di gusto col Montagna, Buonconsiglio, il Fogolino, eccetera. Così avremo accenni di quanto si operava a Treviso nel Cinquecento col Bordonellotto e nel Friuli col Pordenone, eccetera. Quindi quella di Palluchini è senz'altro una scelta di tipo scientifico, volta a sottolineare l'indipendenza delle molteplici scuole locali, ma credo anche sia una scelta di natura politica, un modo per dimostrare agli alleati la vocazione corale della mostra come momento di ricognizione territoriale, opponendo il pluralismo artistico dei centri minori al centralismo nazionalistico, al titanismo eroico delle precedenti mostre dedicate appunto a Tiziano, Tintoretto e Veronese. In questo contesto, quindi, l'impostazione regionalista di Palluchini vale anche come una specie di antidoto al nazionalismo che aveva caratterizzato la politica culturale del regime. Questa impostazione riecheggia nelle prime pagine del piccolo catalogo illustrato redatto da Palluchini in vendita a 10 lire, di cui viene realizzata anche una versione ridotta in lingua inglese. Era in programma anche un'edizione monumentale che però non fu mai realizzata. Nella prefazione Palluchini identifica nell'internazionalità, nella liberalità e in una sorta di multiculturalismo ante litteram il segreto della vitalità della grande tradizione della pittura veneziana, che gli permette di rivalutare epoche fino a quel momento controverse o neglette come l'arte bizantina e il Seicento veneto. Cito: a confronto delle altre scuole pittoriche dell'Occidente europeo, comprese quelle italiane, la veneta ha il vanto di aver durato più a lungo, di essersi sviluppata per 5 densi secoli di storia.
Quale ne fu il segreto? Fu una magnifica energia intellettuale che indusse i veneziani ad aprire gli occhi su ogni novità, su ogni avvenimento di cui giungesse l'eco dal di fuori, con una liberalità che a noi moderni, accecati spesso da barriere nazionalistiche, non può non stupire. E ancora, la tradizione veneta non fu mai una sdegnosa torre d'avorio, ma si iniziò, visse e si sviluppò in una successiva trasformazione di gusto, accogliendo tutte le voci, tutti gli apporti, tutti gli impulsi, riscattandoli ogni volta nell'affermazione decisa di una nuova sensibilità, così come, sin dalle origini, aveva saputo fondere le voci dell'Oriente bizantino con quelle dell'Occidente romanico. Mostrò anzi una straordinaria forza di assorbimento nell'immettere fresche energie forestiere, si pensi allo Strozzi, nella propria tradizione. In questa delicata fase di transizione, quindi a poche settimane dalla fine della guerra, il patrimonio culturale gioca un ruolo chiave nel tentativo della giunta popolare di Ponti e del governo italiano di legittimare e riscattare la propria posizione internazionale dopo 20 anni di dittatura e quasi 10 anni di alleanza con la Germania nazista. L'arte diventa quindi un volano di rilancio sia economico, turistico che politico-culturale dell'Italia e in particolare di Venezia e del Veneto. Qui vedete una serie di foto del generale J.K. Dunlop, commissario regionale del governo militare alleato in Veneto, accompagnato da Ponti in visita a Venezia nei primi di giugno del 1945. Se osservate, gli alleati tengono sotto braccio una specie di cataloghetto che è il catalogo di una mostra di sculture venete allestita per l'occasione nel cortile di Palazzo Ducale. Qui vedete altre foto dei monumenti veneziani smontati e sfollati nel corso della guerra, cioè i colleoni, il leone marciano, ma anche la quadriga e le sculture della loggetta di Sansovino, di cui fra l'altro si vede in primo piano il Mercurio, dio dei commerci, e in secondo piano significativamente l'allegoria della pace che domina sulle armi di guerra deposte ai suoi piedi. Nel corso dell'inaugurazione della mostra dei 5 secoli, il sindaco Ponti ribadisce come la mostra parli sia al pubblico veneziano che, cito, ai valorosi soldati alleati che, dopo aver conosciuto gli orrori della guerra, si sarebbero ritemprati lo spirito alle sorgenti immortali della bellezza. La mostra costituirà così il più bel ringraziamento rivolto dal popolo veneziano ai suoi liberatori. Durante l'inaugurazione Ponti poi si rivolge alla grande tela di Giambattista Tiepolo raffigurante Santa Tecla libera la città di Este dalla peste, esposto nella sala napoleonica del Correr, dove ravvisa, cito, l'immagine ideale del superamento di questi terribili momenti della storia, grazie alla potenza vivificatrice dello spirito. Ancora più esplicito è J.K. Dunlop del comando alleato. Io spero che tutti gli italiani si rendano conto di quanto sia importante che tutti i soldati alleati che sono qui riportino nel loro caso una buona impressione dell'Italia. Milioni di lire spesi per la pubblicità non pareggerebbero mai l'occasione che ora vi è offerta di fare di ogni singolo soldato alleato un nostalgico, desideroso di rivisitare l'Italia. Nel difficile avvenire economico di questo paese, l'industria del turismo potrà costituire una delle più apprezzabili fonti di reddito. Ciò è specialmente vero nel caso di Venezia. Perciò io do il benvenuto ad ogni esposizione che, come questa, può mostrare al mondo la bellezza e la ricchezza culturale del paese e far sì che molti di noi desiderino ritornare alla bella, sana e pacifica Italia. Sono parole da cui si capisce come il rilancio culturale di Venezia sia al tempo stesso un rilancio politico, diplomatico ed economico su cui si giocano le sorti di un paese messo in ginocchio dal fascismo e dalla guerra. Per quanto riguarda l'allestimento, la mostra segue un ordinamento cronologico e viene allestita, come ovvio, in una totale economia di mezzi. Vengono ritinteggiate le pareti di alcune sale e in altri si utilizzano i velluti rimasti dalle mostre precedenti. Erano velluti colorati nel caso di Barbantini, mentre Pallucchini aveva optato nella mostra di Veronese per velluti chiari in diverse tonalità di grigio. Vedete alcune foto a sinistra. La mostra comprende circa 200 opere ripartite su 2 piani in 35 sale
di cui ne risultano documentate 11 in vedute fotografiche parziali. Vediamo oggi quindi meno di un terzo della mostra. Era una mostra di dipinti, ma c'era anche una sala dedicata ai manoscritti e ai codici miniati del Museo Correr a cura di Lorenzetti. Questo è l'ingresso della mostra con le opere di Paolo Veneziano, La lunetta d'Andolo dai Frari e La morte della Vergine dal Museo Civico di Vicenza insieme al crocifisso di Guariento del Museo Civico di Bassano. Questa è la sala cosiddetta dei primitivi, da sinistra a destra ci sono Antonio Vivarini e Giovanni d'Alemagna con la Madonna in trono e l'incoronazione della Vergine, Giovanni da Bologna con il San Cristoforo e Bartolomeo di Vivarini con la Madonna col Bambino e il trittico di Santa Maria Formosa che diciamo sono inframmezzati dal San Pietro Benedicente di Francesco De Franceschi. In questa saletta è rappresentato un momento di stacco dalla pittura cosiddetta primitiva con nuovo naturalismo rinascimentale grazie al contatto con l'opera di Antonello da Messina di cui è esposta la Pietà Correr, che era stata restaurata nel 1941 da Mauro Pelliccioli insieme alla Trasfigurazione di Giovanni Bellini e alla Santa Chiara dalle gallerie di Avvisa Vivarini. Questa è la sala dedicata a Carpaccio, in cui ci sono i teleri della scuola di San Giorgio degli Schiavoni, di cui si rileva il cattivo stato, infatti verranno restaurati di lì a poco, e sono esposte anche le due dame e il San Pietro Martire del Museo Correr. Sappiamo che erano esposti in mostra anche i Bellini di Santa Corona e la Pala di Castelfranco, oltre ai belliniani, qua vedete Andrea Brevitali, Giambattista Cima, Jacopo da Valenza, Lattanzio da Rimini e un dipinto di scuola belliniana. E infine, tramite Giorgione, poi si approda al Cinquecento di Tiziano, di cui erano esposte l'Annunciazione di San Salvatore e San Marco in trono della Salute, nella stessa sala in cui vediamo il San Giovanni Lemosinario, sempre di Tiziano, e la Cena in casa del Fariseo di Moretto. C'era poi una sala intera dedicata a Jacopo Bassano, di cui vediamo qui il Gesù crocifisso di Sant'Eunisto e una serie di dipinti dal Museo Civico di Bassano. Erano esposti in mostra, anche se non li vediamo in fotografia, ma sappiamo che c'erano, in particolare 4 dipinti di Tintoretto, in particolare San Rocco, fatto prigioniero a Montpellier, che fu restaurato per l'occasione da Antonio Lazzarini e che fu una delle riscoperte della mostra. Lazzarini restaurò per l'occasione anche 3 dipinti di Maffei che erano esposti al secondo piano insieme a San Sebastiano, curato da Irene, oggi alle Gallerie dell'Accademia di Bernardo Strozzi. Infine le sale del Settecento con una serie di pale di Giambattista e Gian Domenico Tiepolo, partendo da sinistra da Noventa Vicentina, Mirano, Padova, Merlengo, Rampazzo e una ulteriore sala con i soffitti di Tiepolo e Guardi, di cui si riconosce il soffitto dell'Aurora installato appunto al soffitto. E infine l'ultima sala documentata, che è la saletta con ritratti e pittura di genere, fra cui riconosciamo una serie di dipinti di Alessandro e Pietro Longhi, oltre a un saggio del Canova pittore. Infine, un aspetto curioso della mostra è il cosiddetto referendum, ovvero un sondaggio organizzato dagli organizzatori per conoscere le preferenze del pubblico. Si tratta di un esperimento che credo vada inquadrato sempre in questo tentativo di riscatto politico da parte dell'Italia post-fascista, come una curiosa applicazione della democrazia nel campo dell'estetica, come venne definita da un giornalista, un tipo di sondaggio a cui il pubblico italiano, per la verità, a differenza di quello anglosassone, non era minimamente abituato, e lo commenta ironicamente un anonimo cronista, cito: "Una grande novità è il referendum, che grazie a Dio è gratuito". Qua si riferisce polemicamente al costo dei biglietti della mostra. Il visitatore italiano, già adusato ai paraocchi e ai signor sì,
rigira impacciato il modulo che porta a 3 semplici domande. Guarda l'usciere che glielo ha consegnato, la cassetta semivuota dove dovrebbe imbucare la sua scheda. Si vergogna o quasi, mette il foglietto in tasca e se la dà a gambe come un ladro. Quando si faranno le statistiche vedrete che nemmeno il 20% degli indigeni ha risposto. Al questionario partecipano visitatori di ogni ordine e tipo, dall'impiegato al sacerdote, professore di scienze che non sa scegliere fra Tiziano e Tintoretto, per non parlare poi della sua opera preferita, per cui l'imbarazzo, scrive, è ancora maggiore. Ci sono i famosi soldati anglosassoni di Stanza Venezia, ma anche il pittore copista Giordano Giustini che vota per Tiziano e ne approfitta per farsi pubblicità, vedete, aggiungendo in calce: ammirate la mia copia della Venere allo specchio di Tiziano che sarà esposta in dicembre nelle mercerie. Vi do gli esiti del referendum, al quale rispose circa il 20% dei visitatori, che venne vinto a mani basse da Tiziano, seguito da Tiepolo e Giorgione, sia per i visitatori italiani che per quelli stranieri. Il dipinto preferito per entrambi è la Pala di Giorgione, la Pala di Castelfranco, mentre c'è una divergenza su secondo e terzo posto in classifica. Infine, se 500 e 400 dominano il podio dei secoli preferiti, colpisce lo stacco fra gli italiani che proprio a quanto pare non amano il 300 e gli anglosassoni che invece preferiscono la pittura cosiddetta primitiva alla pittura veneziana del 700, retrocessa addirittura all'ultimo posto. Un voto di eccezione infine è quello di Roberto Longhi, che nel viatico esprime la sua preferenza per uno degli scomparti del politico dei Santi Giovanni e Paolo di Giovanni Bellini, cito: l'angelo annunciante dell'ordine di sopra, per chi voglia partecipare fuori concorso al referendum di massa indetto dal comitato ordinatore, è probabilmente il dipinto più bello della mostra. Al termine dei 5 mesi di apertura, la mostra riscuote un indiscusso successo di pubblico e soprattutto di critica, accogliendo circa 50.000 visitatori in 19 settimane, fra cui ovviamente Longhi e i suoi studenti, ma anche Bernard Benenson, che approfitta dell'estensione per visitare la mostra a novembre, in un momento in cui i collegamenti ferroviari erano leggermente migliorati. L'operazione di riscatto simbolico voluta da Ponti e Pallucchini proseguirà l'anno successivo con una mostra per certi versi analoga, ovvero la mostra dei capolavori dei musei veneti, organizzata alle Procuratie Nuove e nel cui comitato generale rientra a far parte anche Roberto Longhi. Rispetto alla mostra dei 5 secoli, quella dei capolavori presenta un carattere ancor più corale, al limite dell'eclettico. Vi sono raccolte 350 opere di arte mondiale, non solo pittura ma anche scultura, dall'antico Egitto a Medardo Rosso. Il senso dell'operazione è ancora una volta quello di una nuova taratura e di un ancoraggio democratico dei musei e dell'arte in Italia. Cito Pallucchini dalla prefazione del catalogo. Da alcuni bassorilievi al Siri fino a Bourdelle, è un lungo pellegrinaggio nel tempo e nello spazio che il visitatore compie attraverso le 40 sale di questa esposizione, condotto da un criterio di giudizio che è la realizzazione dell'opera d'arte in climi e sotto aspetti di gusto più diversi e contrastanti. È questo un esperimento forse nuovo per il pubblico italiano, ma anche di un qualche interesse per l'educazione e l'affinamento di un gusto che voglia spaziare al di là dei limiti, per quanto gloriosi essi siano, di una tradizione e di una cultura figurativa. È questa appunto la grande funzione di civiltà dei musei americani, dove l'arte dell'Oriente è accolta con altrettanto amore di quella dell'Occidente europeo. Al di là della vocazione globale, la mostra raccoglie il testimone dell'indagine avviata dalla Mostra dei 5 secoli, per esempio attraverso una sala monografica dedicata a Pietro Marescalchi, il cui Cristo in Pietà dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Bassanello, studiato da Fiocco, era stato una delle rivelazioni della Mostra del 45. Soprattutto la mostra dei capolavori pone all'ordine del giorno un problema finanziario, sociale e architettonico dei musei della ricostruzione, sperimentando soluzioni allestitive come l'eliminazione delle cornici in stile che erano attuate in quegli stessi anni nei progetti di Carlo Scarpa per i musei veneziani. Ad uno sguardo retrospettivo, quella di Pallucchini appare insomma come una scommessa vinta,
le due antologiche dell'immediato dopoguerra riusciranno in effetti a rilanciare le biennali d'arte antica, che riprenderanno ufficialmente con la grande mostra di Giovanni Bellini allestita da Scarpa a Palazzo Ducale nel 1949. Quella di Bellini sarà anche la mostra con cui Pallucchini si congederà dalla direzione Belle Arti del Comune di Venezia per intraprendere una lunga e fruttuosa carriera universitaria. Passato il decennio di Pallucchini e lo snodo cruciale del 45-46, le rivitalizzate biennali d'arte antica continueranno a vivere di vita propria, lasciando segno di una tradizione destinata a durare negli anni. Grazie mille e vi auguro un buon convegno. Bene. Mi sembra che anche in questa relazione ci siano stati tanti spunti interessanti. Dunque, diciamo spunti, siamo partiti dal tema Arte Veneta, che poi non a caso diventa il nome della rivista fondata da Pallucchini, Arte Veneziana, Arte Veneta. Abbiamo il tema del turismo, ovviamente, economico, educativo. Il ruolo di questi ufficiali, cioè questi monument men, quale ruolo hanno poi avuto nella politica del patrimonio in tutto il mondo. Noi stessa, questo è un tema con cui io mi confronto continuamente, molti dei comitati privati o anche che poi hanno svolto la loro azione in campo internazionale, pensiamo al World Monument Fund, affondano le loro radici lì, i loro iniziatori avevano fatto parte di queste truppe alleate. Bisogna anche, come dire, riannodare questi fili. Interessante anche la segnalazione delle mostre delle sculture, che personalmente mi era sfuggito, e questo vero salto dal punto di vista allestitivo che è rappresentato dalla mostra di Giovanni Bellini del 49, anche se è molto interessante questi, diciamo, tessuti plissettati. Scarpa continuerà a usarli fino alla mostra di Antonello a Messina nel 54, quindi diciamo che è un'onda lunga di sistemi allestitivi che attraversano questi decenni. Va bene, allora ringraziamo anche Matilde Cartolari e passiamo all'intervento di Giuliana Tomasella, che ci parla di uno sguardo sulla fortuna critica della mostra 5 secoli di pittura veneta. Giuliana Tomasella è professoressa ordinaria di museologia e storia della critica d'arte presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova e ha fatto parte del comitato scientifico di questo convegno insieme a Giovanna Valenzano, direttrice del Dipartimento di Beni Culturali, che ringraziamo. A partire dalla sua tesi di laurea sul giovane Longhi e l'arte contemporanea, ha lavorato sul dibattito artistico italiano fra le due guerre e sui rapporti fra arte e politica nel ventennio fascista e dunque anche sulle biennali di guerra. Nel suo lavoro c'è una profonda proiezione internazionale sia nel campo della museografia sia sui temi del colonialismo e così come le sue ricerche l'hanno portata a studiare molti dei personaggi che hanno un ruolo in questo periodo, da Barbantini a Piocco, da Diego Valeri a Bettini. La ringraziamo del suo apporto e della sua presenza e le do con piacere la parola. Grazie molte, mi sentite, all'Ateneo Veneto e a naturalmente Paola Marini e Barbara Guidi per tutto questo grande lavoro organizzativo. Io esordirò con una notazione ovvia ma necessaria. Il motivo per cui la mostra dei 5 secoli di pittura veneta risulta così nota, perlomeno negli ambienti storico-artistici, è legato innanzitutto alla lunga recensione longhiana. Si potrebbe anzi dire che quel famoso scritto geniale e pieno di idiosincrasie, sul quale vari relatori dopo di me si soffermeranno analizzandolo da diverse prospettive, abbia oscurato di fatto il ricordo della rassegna in sé e gli altri commenti. Come fortuna critica ce ne sarebbe già abbastanza.
La mostra dei 5 secoli è un'esposizione liminale che si apre a neanche 3 mesi dalla liberazione, lo abbiamo appena sentito dagli interventi precedenti, in particolare da quello di Marta Nezzo. Porta in sé le stigmate della guerra e al tempo stesso la esorcizza, proiettandosi in un futuro di libertà e di pace. Questo è il grande tema che percorre le recensioni, che in genere si aprono proprio sull'attualità di un'Italia ferita che tuttavia reagisce anche culturalmente grazie a iniziative di questo genere. Ricostruire la fortuna critica della rassegna non è facile, perché i numerosi articoli a essa dedicati sono disseminati in quotidiani o piccole riviste dalla vita effimera che costellano il panorama editoriale nell'immediato secondo dopoguerra. Mettendosi sulle tracce di questi commenti a caldo si ricava la viva impressione del fermento politico e culturale di un periodo drammatico ma anche molto fecondo della nostra storia, una fase vivace, quasi febbrile, in cui le iniziative culturali si moltiplicano nonostante le oggettive difficoltà. Non bisogna dimenticare che le grandi riviste di settore sono per lo più chiuse. La critica d'arte è sospesa dal 43 al 48, l'arte esce con un numero unico per le annate 44-46 dedicato ad Adolfo Venturi, il bollettino d'arte del Ministero riprende le pubblicazioni nel 48. La prima considerazione riguarda quindi il dato esterno della difficile reperibilità e scarsa circolazione a livello nazionale, non parliamo di quello internazionale, dei commenti critici. A ciò si aggiungano le difficoltà degli spostamenti da parte di importanti interlocutori di Pallucchini, di cui sono testimonianza alcune lettere del suo archivio a Udine. Un esempio è quello di Berenson, che gli scrive il 14 settembre del 45: grazie del suo invito sarei felice di vedere l'esposizione, ma come ho già scritto all'amico Moschini, tutto dipende dal trovare un modo di trasporto comodo. A mia età non posso espormi ai disagi di un viaggio di fortuna, poi l'alloggio, se posso, non mancherò di venire. In una lettera del 25 settembre del 1945 Pallucchini scrive a Ragghianti: dunque ti attendiamo sempre a Venezia, arrivi a Bologna, si sparge subito la voce, ma tu non arrivi mai. Insomma, quando avremo il piacere di vederti e salutarti? Bada che la mostra rimane aperta fino al 31 ottobre e mi dispiacerebbe moltissimo che tu non la vedessi. Non risulta però alcuna risposta da parte di Ragghianti. Non so se sbaglio, ma l'ho interpretato come un sostanziale disinteresse da parte di un uomo così impegnato politicamente, per il quale altre dovevano essere le urgenze in quel momento. Il catalogo conservato al Fondo Ragghianti a Lucca, peraltro, è intonso. Tale catalogo conobbe ben 4 edizioni e uscì in duplice versione, con e senza apparato iconografico, il quale constava di 80 immagini. Questa fortuna editoriale è testimonianza dell'eco suscitata dalla mostra, anche se nell'introduzione Pallucchini esordisce con una diminutio e quasi una giustificazione, affermando che tale raduno occasionale non può ambire a essere una rigorosa selezione antologica e avvertendo quindi delle inevitabili lacune di quella mostra di guerra. Il primo commento ufficiale, diciamo così, è affidato alla penna di Anna Pallucchini su Emporium, una delle poche riviste di settore attive. Si apre con un inizio commosso sulla tragedia della guerra e sulla rinnovata possibilità di vedere capolavori risparmiati dal conflitto e insiste, come faranno anche altri, sulla funzione terapeutica dell'arte. Scrive: mentre letteratura e musica hanno aiutato gli uomini a vincere i lunghi sconforti, le angosciose attese, era necessario che tacesse il fragore delle armi perché le opere d'arte figurative potessero tornare alla luce. Non può essere una distrazione dai gravi problemi che angustiano gli uomini, ma un aiuto a riacquistare un equilibrio interiore, a riaccendere una fiducia nelle possibilità umane.
Introduce poi alcuni temi che saranno variamente ripresi da vari commentatori: la capacità di assimilazione di elementi vari a primo aspetto contrastanti della pittura veneta, la forza trasfiguratrice grazie all'uso del colore, la modernità, il rapporto con l'impressionismo. Restando sulle grandi riviste di settore, non si può non citare, almeno di sfuggita, la recensione di John Guthrie apparsa sul Burlington Magazine nel gennaio del 1946, in cui l'autore sembra soprattutto interessato a questioni inerenti ai danni di guerra e ai restauri. Afferma di avere avuto la fortuna di vivere a Venezia nelle ultime fasi della guerra e immediatamente dopo, e ci informa che la mostra è stata visitata by a vast number of Allied troops besides a great many civilians. Questa è una fotografia, ne abbiamo viste di molte più belle nella relazione di Matilde Cartolari. È una mostra che riguarda è una foto che riguarda la mostra romana, ma penso che possa dare un'idea di come appariva, no? L'aspetto della mostra veneziana. Ha quindi uno spaccato proprio utile a farci entrare nell'atmosfera del tempo, che ci fa immaginare un'animazione di uniformi dentro le sale delle procuratie. A parte qualche altro intervento su periodici più solidi e strutturati, come quello di Teo Giannotti su Ateneo Veneto, per il resto, come anticipavo, le recensioni sono sparpagliate fra le più varie ed eterogenee riviste. Marchiori, per esempio, pubblica vari articoli su La Fionda, Domani, Oggi, Nino Bertocchi sul primo numero della bolognese Cronache settimanale di attualità, Elio Zorzi su Lettere e Arti, Anna Maria Brizio sull'Opinione di Torino. Ci sono poi interventi su Veneto Liberale, La Donna Italiana, La Voce della Donna e così via. Il Comune di Venezia indisse un concorso di critica dedicato alla mostra. Se ne ha notizia da vari articoli sui giornali locali. Sul Gazzettino del 7 settembre 1945 si segnala il bando che prevede un premio di 10.000 lire per il miglior articolo. Della commissione fanno parte, oltre a Giovanni Ponti e al direttore dell'Ufficio per il Turismo del Comune, anche i curatori Fiocco, Moschini e Pallucchini. Quella dei concorsi per la critica è una prassi largamente usata in biennale, da inizio secolo in avanti, e ripresa anche nel 1948, quando vincitore risultò Francesco Arcangeli. Analoghe iniziative volte a sostenere economicamente gli artisti e gli storici dell'arte sono promosse nello stesso periodo anche dal Ministero dell'Istruzione. Vincitori ex aequo del concorso veneziano per questa mostra furono Giuseppe Marchiori e Nino Bertocchi. Il primo, noto critico d'arte contemporanea e anima del Fronte Nuovo delle Arti in quegli stessi anni, il secondo pittore oltre che pubblicista. È la prova di uno sforzo di sostegno e pubblicizzazione dell'evento da parte delle istituzioni locali, cui certo non fu estraneo Pallucchini, che si dimostra in questo, ma anche in altri frangenti, lo abbiamo già sentito ampiamente da Marta, vero uomo d'azione, capace di conciliare un'attività scientifica di altissimo livello con un'instancabile propositività nelle concrete iniziative espositive ed editoriali. Non c'è da stupirsi se nei suoi commenti un contemporaneista come Marchiori insiste particolarmente sul legame con la modernità dell'arte veneta, interpretandola, potremmo dire, da una prospettiva rovesciata. Risulta significativo che sia lui ad avere il premio della critica, segno che proprio questo leitmotiv della modernità, che peraltro ha radici lontane, risale almeno a Berenson, passando attraverso Longhi, eccetera, risultò particolarmente gradito alla Commissione. I richiami all'8 e 900 sono continui, così a suo parere la mostra dà l'occasione di un ripensamento attuale di una storia viva e drammatica, continuata poi nello spirito e nelle fatali conseguenze dall'arte francese dell'Ottocento fino a Cézanne. Quella che si dipana nelle sale del Correr è la storia di singoli artisti geniali. All'arte veneta essi hanno dato un impulso vitale che non si attenua nemmeno dopo la loro morte.
una spregiudicata curiosità di cultura, un meraviglioso potere di assimilazione e di sintesi. L'arte veneta non conosce limiti di tradizione o di scuola, anticipa per libertà di spiriti, per universale varietà di interessi, l'arte del Novecento, si rinnova più volte senza rinnegarsi e procede splendida e sicura anche nel secolo più insidioso per l'attiva divulgazione di un linguaggio manieristico molto simile a quello diffuso dalle accademie dell'avanguardismo contemporaneo. Nonostante sottolinei la dirompente novità di Giorgione, dicendo che la rivoluzione giorgionesca è analoga a quella dell'impressionismo e del cubismo, limita però il valore della Madonna di Castelfranco, anticipando il giudizio longhiano. Nell'articolo comparso su Oggi scrive: dobbiamo tuttavia confessare di non essere stati presi da quel brivido fisico che i capolavori provocano negli uomini sensitivi davanti alla Madonna di Castelfranco, che è tra le pitture più celebrate del maestro e della storia dell'arte. E questo perché il vero capolavoro del Giorgione, che stabilisce i termini esatti della sua visione rinnovatrice, è La Tempesta, soltanto La Tempesta. La Madonna di Castelfranco è una composizione a compartimenti stagni. Ogni figura fa corpo a sé, non è legata da un'atmosfera unitaria. L'Otto lo affascina particolarmente e in una delle frequenti corse in avanti di questi saggi paragona il paesaggio temporalesco della Pala dei Carmini alle vedute di Guardi, la prodigiosa sequenza dei poveri della Pala dei Santi Giovanni e Paolo la mette in relazione con Delacroix. Il nitore metallico della luce lottesca, scrive, si trasforma lentamente in illuminazione patetica, specie nei ritratti, d'una sorta romantica malinconia. E ancora, a proposito di Tiepolo, non senza forzature, dice: nella Santa Tecla, questo è un dipinto molto commentato nella critica, il Tiepolo, senza tradire l'unità della composizione, va dal realismo crudele del primo piano alla trasognata trasparenza del paesaggio, al simbolismo generico delle figure celesti. Il livido nudo di donna appartiene già al verismo romantico d'un Delacroix o d'un Courbet. Il paesaggio euganeo, con le figure che portano un morto, discende sempre dagli sfondi fantastici del Tintoretto, ma accenna già alla pittura degli impressionisti ancora, annuncio profetico dell'arte che verrà. L'altro vincitore del concorso, come dicevo, è Nino Bertocchi, che scrive un lungo e dottissimo articolo in cui dimostra una profonda conoscenza dei testi critici fondamentali dell'arte veneta, cita tutti: Fiocco, Palluchini, Longhi, Brizio, Venturi, Moschini, Coletti. E a livello metodologico rivendica l'importanza del formalismo e sottolinea la rilevanza delle grandi mostre veneziane degli anni 30, che sono state appena ricordate, Tiziano, Tintoretto Veronese, per il maturare degli studi critici oltre che della consapevolezza del pubblico. Esprime un punto di vista squisitamente bolognese, introducendo continui riferimenti all'interconnessione fra emiliani e veneti. Anche qui troviamo salti in avanti fino alla tradizione pittorica ottocentesca. Per esempio nella Pala di Castelfranco la Madonna dice s'accampa su un cielo di Corot, o novecentesca addirittura Tiziano Vecchio, anticipatore dell'espressionismo. E anche Bertocchi si sofferma sulla Santa Tecla scrivendo, dicendo che è un pezzo di pittura che ha pochissimi equivalenti nella plastica di ogni tempo, il corpo della madre morta bloccato in una fusione d'argento, di bruni lividi, di azzurri cinerei, ed è un'invenzione tanto libera e potente da riscattare tutte le scorie barocche reperibili nella figura della Santa, così emiliana ancora una volta nel suo modo di cifrare lo spazio. Tuttavia direi che fra i più rilevanti
interventi critici a margine della mostra, già evocato da Luca Massimo Barbero in apertura, è senz'altro il lungo testo di Diego Valeri, che nacque come conferenza letta al microfono di Radio Venezia e che fu pubblicato nelle edizioni delle Tre Venezie nel 1945 come un libretto a sé. Anche per questioni di analogia editoriale, una recensione che cresce fino a divenire un libro, il confronto con il viatico è inevitabile e chiarisce bene la lontananza fra due attitudini critiche radicalmente diverse. Sensibile interprete dell'arte veneta, Valeri appare rispettoso di una tradizionale gerarchia di valori e anche di un modello interpretativo dei singoli pittori e delle singole opere, tradotto in una prosa misurata ed elegante. Longhi, al contrario, pare impegnato proprio a scompaginare e a rovesciare l'ordine costituito. Esempio eclatante è fornito dalle due interpretazioni antitetiche della Pala di Castelfranco di Giorgione, per Valeri vertice sublime dell'arte veneta, per Longhi opera sperimentale nel complesso fallita. Colpisce che perfino la lettura di singoli elementi sia opposta e inconciliabile. Se per Valeri, ad esempio, cito, quella gran fascia di velluto cremisi che taglia in due orizzontalmente la tavola non divide il quaggiù dal lassù, anzi li accorda nel suo denso splendore, per Longhi, un po' come abbiamo visto in Marchiori, nella Pala alto e basso vi restano distinti e incomunicanti, con due punti d'orizzonte diversi, così da imporre all'ultimo la mascheratura della spalliera di velluto rosso da prima classe. Valeri cerca, attraverso i secoli, gli elementi che accomunano il linguaggio veneto e insiste sui caratteri di vitalità, felicità e sensualità di tale linguaggio, da Carpaccio a Tiepolo, in una riproposizione dell'antico dualismo toscana-veneto in chiave di cultura-natura. E la natura diviene metafora della secolare vicenda dell'arte veneziana, nei suoi trapassi dalla primavera di Giovanni Bellini all'estate piena di Tiziano, fino all'autunno di Piazzetta, Tiepolo e Guardi. Risulta abbastanza ovvio in questo orizzonte il ruolo centrale riconosciuto a Paolo Veronese, in questo simile a quello che scrive anche Longhi. Paolo Veronese, maestro di cangiantismi, iridescenze, diafane luminosità. Paolo è pittore edenico, la cui classicità istintiva lo colloca agli antipodi dell'epoca manieristica in cui visse e del cui gusto pure partecipò. Degna clausola dei Cinque Secoli è la pittura di Francesco Guardi, dove, scrive Valeri, si raccolgono filtrati, purificati, eterizzati gli ultimi splendori della lunga giornata meravigliosa, e sono poste le basi della moderna pittura europea, tutta intesa a ritrovare per tante vie e nel gioco serrato delle azioni e delle reazioni l'ingenuità e la purezza di un primo sguardo sul mondo. E qui la lettura di Guardi è fortemente debitrice nei confronti di quella di Giuseppe Fiocco, non dobbiamo dimenticare che lavoravano vicini. Veneto di terraferma, Valeri è innamorato di Venezia in modo struggente, nel modo di chissà di non riuscire a possedere appieno ciò che ama. E non si stanca di parlare di questa città piena di contrasti e dissonanze formali che miracolosamente si compongono, offrendocene preziose descrizioni in cui la pietra di cui è fatta si trasmuta per virtù della luce in organismo vivente. Il potere disarmato della bellezza, così commenta nel saggio sui Cinque Secoli la miracolosa integrità di Venezia, risparmiata dalle bombe che avevano dilaniato l'intera Europa. A dir miracolo, commenta, si dice ancor poco in un passo bellissimo, no? In cui si descrive questo momento. Fin dalle scelte giovanili, Valeri si mostra avverso ai movimenti e ai manifesti, interessato piuttosto ai percorsi individuali e attento alle voci isolate. Dire che tale postura critica è un portato dell'imprinting crociano, condiviso da tanti intellettuali della sua generazione, non basta.
vi si può vedere la traslazione nell'ambito delle arti figurative delle scelte di poeta dell'altro Novecento, messe in luce concordemente dalla critica. L'opzione, insomma, per la linea di una tradizione lirica che instaura un positivo rapporto col visibile, che riafferma, nonostante tutto, un'alleanza con la vita. A ben guardare, il filo rosso che lega i pittori da lui più amati è il valore affermativo della loro arte, e Valéry non ha timore a rivendicare sempre il potere consolatorio della bellezza, sfidandoli in attualità. Infine, i 5 secoli della pittura veneta, come già si accennava, formano un tutto storico-estetico in sé ben definito e concluso. Sono, come l'Atene di Hölderlin, una sovrana immagine simile a stella fissa, dono del genio che sempre si muta e sempre in sé consiste, nelle grandi sue forme che forma esso stesso. E a vedere le opere di questa mostra disposte nel loro ordine cronologico, l'una presso dell'altra, l'una vorrei dire partorita dall'altra, meglio si sente l'intima unità dell'ispirazione che dura nel gran variare dei motivi e dei moti, delle idee e dei sentimenti particolari. Meglio ci si fa partecipi di quella religione del colore luce che soltanto nella pittura veneta ha trovato la sua espressione compiuta e assoluta. Chiudo questa rassegna con un saggio che mi consente di abbordare, di abbordare il viatico di Longhi dal punto di vista del suo grande allievo Francesco Arcangeli, il quale, in un raffinato esercizio di critica della critica, nel 1948 dedicò un saggio proprio al viatico, a questa bomba, scrive, scoppiata tacitamente, perché dopo le prime irritate reazioni di lesa maestà per gli attacchi a Tintoretto Tiepolo era calato il silenzio. Leggendo Longhi, scrive Arcangeli, si sentono le giunture delle estetiche più illustri tendersi e scricchiolare entro questa materia lievitante, e introduce delle osservazioni di carattere anche linguistico sulle peculiarità della critica longhiana che anticipano l'interesse che alcuni grandi filologi, da Contini a Mengaldo, gli hanno riservato. Per inciso ricordo che il primo saggio continiano su Longhi è del 49 su Belfagor. Arcangeli vede nel viatico una svolta, nel senso, cito, di una maggior concisione di dettato che contraddistingue rispetto alle prove più giovanili la maturità di Roberto Longhi, il quale viene sfrondando via via i rami della sua mirabile foresta critica e poetica a un tempo. Sottolinea il potere straordinariamente mimetico e immaginativo della parola longhiana. Nel viatico vengono proposti ritratti o brevi monografie sulle persone prime degli artisti, che possono essere concentrati da 3 righe a 3 pagine, e ciascun ritratto include, dice Arcangeli, il colore del tempo, ma soprattutto mette in rilievo, e parlando del maestro parla anche di se stesso e della propria concezione di critica, la capacità di rendere il senso umano di certe parabole artistiche, di far riemergere dalla distanza del tempo la vita. Sintomatica a questo proposito, scusate, questo era, ve lo avrei dovuto mostrare prima, sintomatica a questo proposito è la lettura di Carpaccio. È come se le immagini figurate, staccandosi lentamente dalla loro attualità di risultato, di effetto artistico, scivolassero entro la mobilità di uno specchio ideale, segretamente animato, che le sappia restituire alla vita di cui vivevano nello spirito che le creò, quasi un processo di miraggio critico. Lungi dall'essere puro formalismo, ci sta dicendo Arcangeli, ciò che emerge è l'attenzione alla vita interiore, al tessuto vivente dell'arte. Nella pagina altissima su Giovanni Bellini, per esempio, vede, cito, lirica applicata, poesia riflessa, chiamatela come volete, ma realtà piena, effettiva.
Contro le accuse che venivano mosse a Longhi di oscurità e letterarietà fine a se stessa, Arcangeli rivendica la natura poetica di un atto critico capace al tempo stesso di produrre filologia, e Contini, a proposito di questa scrittura in funzione d'altro, scrive nel 49: Longhi trattiene l'estetismo nei confini della conoscenza. Si tratta, insomma, di compenetrazione inestricabile tra vigore critico e facoltà poetica. Cito: il commosso interprete dello spirito belliniano è anche colui che accresce il corpus del maestro di nuove attribuzioni, che ne intende lo svolgimento cronologico, che ne dà, insomma, la più perfetta filologia. È una strenua filologia a guidarlo nelle numerose e scottanti permute d'attribuzione che lo pongono naturalmente in attrito con gli specialisti dell'arte veneta. Scrive Arcangeli: non si vuol sostenere qui naturalmente che la pittura veneziana non abbia avuto critici veri, che su di essa non siano mai state dette parole importanti. Si vuole asserire tuttavia che le esperienze precedenti appaiono rifuse in un alito nuovo, anche quando siano accettate, e che spesso esse vengono superate per una diversa visione, per una inaspettata lettura di fatti che si credevano ormai pacifici. Fra le novità, le sentiremo dagli altri relatori, la precedenza del Lotto su Giorgione nelle ricerche paesistiche, la limitazione dei risultati di Tintoretto, la spregiudicata diminuzione del Seicento veneziano, per il Settecento il capovolgimento dei valori correnti con forte limitazione di Piazzetta e Tiepolo, dove però, dice Arcangeli, le riserve e le stroncature partono tutte da considerazioni stilistiche, non da preconcetti nei confronti di determinati periodi. Il bellissimo saggio di Arcangeli costituisce la prova dell'onda lunga della mostra dei 5 secoli, della sua capacità di innesco di una serie di riflessioni che toccano a un tempo la storia dell'arte veneta e il linguaggio settoriale della critica d'arte. E a proposito di innesco, ricordo in chiusura una catena di iniziative concrete, alcune le abbiamo già sentite, che favorirono lo studio e la valorizzazione dell'arte veneta e che videro Rodolfo Pallucchini protagonista indiscusso nel ruolo di grande organizzatore culturale. La mostra dei capolavori dei musei veneti del 46, anche quella di Losanna sui Trésors de l'Art Vénitien del 47, e nel 47 la creazione della rivista Arte Veneta, oltre a una frenetica attività di studio che ricorda lui stesso in una lettera a Tizze del 5 ottobre 1945. Scrive: in questo tragico periodo non si è trovato conforto altro che nel lavoro, ed elenca una serie impressionante di studi che vanno da Sebastiano del Piombo a Francesco Guardi, alla storia della pittura veneziana del Cinquecento, a Tiepolo, ai dipinti della Galleria Estense di Modena, al Canaletto e così via, tutte concentrate in un ristrettissimo numero di anni. Poi, scrive, ho lavorato ad organizzare la mostra dei 5 secoli e il suo relativo catalogo. Ora ho in animo di fondare una rivista trimestrale dedicata esclusivamente a studi d'arte veneta. Azione, insomma, come antidoto alla tragedia, seguendo l'invito del maestro Giuseppe Fiocco, che il 10 maggio 1945 così lo spronava: bisogna riprendere, amico, il lavoro con tanto maggior lena quanto più grandi sono le piaghe da sanare. Vi ringrazio. No, i tempi sono perfettissimi, devo dire. Insomma, trovo che veramente i relatori siano impegnati, hanno fatto finora tutte le relazioni, mi sono piaciute moltissimo, e devo dire proprio questo peso della mostra, importanza della mostra che dà seguito al viatico, ma anche a queste letture così approfondite, così vaste,
così ampie. Novità interessanti tipo il concorso della critica che non sapevo, e volevo solo completare dall'intervento precedente, mi ero appuntata, poi non l'ho letta, come viene identificato il sindaco Giovanni Ponti sulla sua lapide nel cimitero di Venezia: eroe senza retorica, politico senza demagogia, partigiano senza odio. Tutto sommato una bella immagine di questa figura importante anche nel promuovere questa mostra. Poi grazie, io sono stata allieva di Francesco Arcangeli, non sono riuscita, stavo preparando la tesi di laurea con lui quando lui è morto, quindi rivederlo, risentirlo anche con questa sua identificazione tra arte e vita così profondamente sentita, mi ha fatto veramente particolare piacere. Però, prima che sia troppo tardi, io signori vi prendo un po' forse alla sprovvista, però sono sedute in questa sala 2 persone, una delle quali sta chiacchierando, che hanno visto la mostra Ileana Chiappini di Sorio. Forse hai voglia di dirci qualcosa della mostra, un tuo ricordo? Ti faccio arrivare un microfono? Ti facciamo arrivare un microfono, ma anche Amerigo Restucci, che non so se abbia visto la mostra, ma che reca con sé un libretto con il voto dell'esame di storia dell'arte, col voto da 30 e lode, moltissimo per un architetto, datogli da Roberto Longhi. Quindi non lo so se entrambi facciamo una piccola pausa, non vi mando un caffè o un tè perché sennò dopo non tornate, però se avete voglia vi ringrazierei, non vi ho avvertiti, vi ho preso... Di quello che ho visto, di cui sono arrivata tardi, scusatemi, no. Ma quello che ho visto posso dire poco perché era già prima di me, tutto avvenuto prima che io mi occupassi di storia dell'arte, che mi laureassi, che facessi la mia strada. Però ho conosciuto tutti questi personaggi che sono stati citati per esempio negli ultimi documenti e non ho visto la mostra dei 5 secoli perché ancora non ero a Venezia, ero in campagna, però è stata una cosa che naturalmente tutti abbiamo dovuto, è una specie di Vangelo, è stato perché si vedevano tutte le opere che erano state messe via durante la guerra, parte era stata mandata a Roma, parte a Urbino, parte a Bologna, insomma veramente era stata una diaspora. Poi la prima mostra di Bellini è stata quella che ha ricompattato un po', io me la ricordo poco, però mi ricordo di esserci andata e dopodiché dopo Bellini mi ricordo c'è stata una pausa credo e poi è venuto Zampetti, allora lì ho lavorato molto e posso dire qualche cosa dei retroscena, dei comitati tecnici, dei comitati, era stato per me molto divertente, io mi sono molto divertita, loro un po' meno, ma io mi sono molto divertita perché vedevo i personaggi a nudo e soprattutto ognuno di loro aveva delle idee diverse. Mi ricordo che per una mostra, soprattutto quella dei guardi, è stata veramente violenta. Oggi non se ne parla più, tutti hanno accettato come se fosse sempre stato così, ma la differenza tra Giannantonio e Francesco Guardi vi assicuro che è stata una battaglia senza campo ed è veramente credo che ci sia ancora la documentazione nell'archivio delle Belle Arti che è alla Celeste. Sì, ma infatti io credo che anche Matilde Cartolari nella sua ricostruzione ha utilizzato, io stessa quando ho studiato le mostre di Tintoretto, Veronese eccetera, alla Celestia è conservato tutto. Io devo dire che
praticamente erano le stesse persone che sono state nominate oggi che hanno detto la loro, proprio su questa mostra, che è stata l'unica mostra che ha avuto anche il convegno. Dopo, finita la mostra, c'è stato il bisogno del convegno, e qua devo dire che gli inglesi si sono comportati molto elegantemente, e potrei fare il profilo di ogni professore che è stato nella commissione, ma è meglio di no. Bene, ti ringraziamo. Amerigo, hai voglia anche tu di dirci una parola o no? No. Sì. Sì. No, perché... proprio intimidito e preso dalla ricchezza delle relazioni che ho sentito. La mia è solo una testimonianza, perché io studiavo architettura a Firenze e avrei voluto fare lettere, per cui andai poi a fare degli esami complementari a lettere e feci l'esame con Longhi. Le esercitazioni ce le faceva la Mina Gregori, e il corso di Longhi era su Andrea Delitto, il Duomo di Atri, quindi guardava Longhi con una sorta, non dico di scetticismo, guardava gli studenti di architettura considerandoli un po' più improvvisati verso i temi della storia dell'arte. E quindi quando io feci l'esame ero stato tutto nell'intervallo dopo la maturità indeciso se fare lettere o architettura, insomma, poi feci architettura. Nell'esame di lettere con Longhi, insomma, mi dette che per uno studente di lettere sarebbe stato 26, forse 27. La Gregori annuiva e lui disse: allora le diamo 30 lode, però posso dirle, lei è un po' sprecato ad architettura, venga da noi. Mi fece ripiombare nell'incertezza di aver fatto lettere, e dopodiché ho conservato il libretto con la firma, l'ho mostrato ogni tanto parlando con mio figlio, di guarda, questa però è la firma di Longhi. Non dà molta importanza come un giovane di 20 anni alla cosa. E ricordo che per laurearmi dovetti poi dichiarare che l'avevo perduto, cosa che mi dette fastidio, non amando molto le divise. Dovetti andare in questura, dire ho perso il libretto, e mi dissero dalla questura: ma perché lo vuole dichiarare di averlo perduto? Dico, perché l'ho perduto. In effetti l'avevo dentro la mia cartella che avevo con me, e disse il maresciallo che prendeva la notizia, e uno di quelli disse: in che senso? Dice: perché voi scrivete che avete fatto gli esami sul libretto, dite ai genitori che l'avete fatto. A quel punto stavo per dire: ma io ho il libretto qui. Poi ho detto: questo mi arresta il questurino, e rimasi col mio feticcio, che conservo, devo dire, con molta nostalgia di quegli anni straordinari. Era un periodo in cui l'etica civica e culturale era diffusissima, insomma, soprattutto in quella facoltà di lettere che ricordo con nostalgia, però aggrappiamoci all'etica civica della quale avremmo molto bisogno. Stasera si respira qui una bella atmosfera. Grazie veramente, grazie. Allora, pausa testimonianza, e grazie a Lulli Chiappini e a Amerigo Restucci di essere con noi stasera. Adesso passiamo all'intervento di Linda Borean, che è professoressa ordinaria di storia dell'arte moderna, insegna all'Università di Udine, dove si è formata, e dove è direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. L'Università di Udine conserva l'archivio, valorizza, e di questo lei ci parlerà, l'archivio di Rodolfo Pallucchini, ma lasciatemi dire ancora due parole su di lei. Prima di lavorare da 20 anni all'Università di Udine, ha fatto un passaggio, non lunghissimo ma importante, presso la direzione cultura della Regione Veneto, ed è socia dell'Ateneo Veneto, socia non residente. I temi della sua ricerca sono la cultura artistica a Venezia e in Veneto, dal Rinascimento al Neoclassicismo, con particolare attenzione alle relazioni tra artisti e committenti, al mercato dell'arte, alla storiografia. Con Stefania Mason, che purtroppo mi pare che non sia più qui, ma che è stata presente prima, ha coordinato il progetto sul collezionismo d'arte a Venezia, sostenuto dalla Fondazione di Venezia, che ha dato origine a quei 3 bellissimi fondamentali volumi. E anche nel suo caso è viva la proiezione internazionale, che si è manifestata con soggiorni di studio al Getty, al Metropolitan, e anche da diversi anni ho fatto a tempo anch'io a godere del suo consiglio del Comitato Scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, nominata in rappresentanza del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Grazie Linda, a te la parola.
Dunque ringrazio, dicevo, l'Ateneo Veneto per il coinvolgimento in questa bella iniziativa e le curatrici Paola Marini e Barbara Guidi, appunto, che si sono prodigate per organizzare queste due giornate. E dunque l'archivio personale di Rodolfo Palluchini è stato donato, un intervento di natura tecnica, diciamo, rispetto a quelli più storico-critici. Sì, avrebbe potuto fare benissimo quello sulla pittura del Seicento, ma visto che il sovrintendente Fabrizio Magani lo aveva già, come dire, si era già autocandidato, abbiamo dovuto affrontare un problema politico. Per cui diciamo, comunque l'ho ritagliato, adesso lo vedrete, anche tenendo a mente ovviamente gli anni del viatico e il rapporto con Longhi. Quindi, come vi dicevo, l'archivio è stato donato all'Università di Udine nel 2001 dalle eredi, le figlie Vittoria e Teresa, dalle quali nel 1989 era stata già acquisita la biblioteca personale dello studioso, sempre per l'Ateneo Friulano. Do qualche dato per chi non conosce l'archivio, che è costituito da 38 buste che coprono un arco cronologico compreso tra il 1929, quando Palluchini era appena 21enne, e il 1988, un anno prima della scomparsa. È formato dal carteggio privato e professionale, dalla documentazione relativa alla rivista Arte Veneta, alle biennali e alla progettazione e allestimento di mostre temporanee. Poi contiene molti dattiloscritti, materiali di studio e ricerca, anche per programmi radiofonici, pubblicistica, eccetera. All'Università di Udine abbiamo avviato una serie di esperienze di catalogazione e di valorizzazione dell'archivio Palluchini, che ha consentito di mettere in luce tutta una serie di materiali molto utili per approfondire il ruolo dello studioso, la sua formazione e le sue multiformi iniziative in campo editoriale, museale ed espositivo. Ora, questo genere di riscoperta, la virgoletto appositamente, si colloca in quel movimento di recupero delle figure di storici dell'arte del Novecento che negli ultimi 2 o 3 decenni si è venuto intensificando e di parecchio. Donata Levi, nel corso di un convegno organizzato a Udine nel 2019, aveva sottolineato proprio questo aspetto e si chiedeva se tale riscoperta non fosse in qualche modo legata alla necessità, per esempio, di accreditare protocolli attuali della ricerca, radici scientifiche, o fare il punto sullo statuto attuale della disciplina della storia dell'arte in un'epoca in cui, complici anche i visual studies, i metodi tradizionali paiono subire una marginalizzazione o entrare in crisi, perché messi in discussione ed etichettati magari come prospettiva desueta e non più attrattiva per le nuove generazioni che vedo anche qui in sala. E forse oltre ai visual studies ora dovremmo anche, diciamo così, cominciare a dialogare con l'intelligenza artificiale e con tutti gli impatti che può avere sulla ricerca storico-artistica. Ora, nell'ambito del progetto ideato in corrispondenza del primo riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza da parte del Ministero dell'Università, assegnato al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale che dirigo dal 2021, siamo intervenuti sull'archivio Palluchini con una serie di operazioni di schedatura e di digitalizzazione a partire dal consistente epistolario, ora consultabile online ed è ad accesso libero, all'indirizzo che vedete sulla slide, che è costituito da migliaia di lettere che testimoniano i rapporti professionali e personali di Palluchini con non solo i maggiori storici dell'arte italiani del tempo, ma anche con antiquari, e che consentono chiaramente di mettere in luce tutto un sistema di relazioni. Come vi dicevo, appunto, questo molti di voi lo conoscono, altri forse no, il sito della biblioteca digitale dove potete appunto consultare le lettere dello studioso. Naturalmente il nome di Longhi lo abbiamo già visto dalla relazione di Giuliana Tomasella, è ben presente, e le prime lettere tra Longhi e Palluchini risalgono al 1937.
In connessione al viatico c'è una lettera che aveva, diciamo così, già utilizzato in un precedente intervento anche Matilde Cartolari, che è datata però 24 dicembre del 45, quindi proprio la vigilia di Natale, e come dire, suona forse quasi come un dono, no? Anche per un nuovo, come dire, momento finalmente anche di pace che si andava aprendo. E Longhi scriveva a Pallucchini: quanto al mio articolo sulla mostra, è avvenuto che il progettato articolo di 5 o 6 pagine è diventato un saggio di 50, che dovrebbe uscire in gennaio in una rivista di Milano e verrà stampato contemporaneamente dal Sansoni con illustrazioni e note. Un materiale che mi serve per il corso di quest'anno a Bologna, che verte appunto sulla pittura veneta. Non so però quanti secoli riuscirò a farci entrare, 5 ho paura di no. Fine della citazione. Ora, altre missive riguardano la preparazione della mostra su Giovanni Bellini del 49, siamo nell'aprile di quell'anno, per l'esattezza il 15 aprile, e Longhi è molto, oggi diremo, proattivo, no? Propone appunto a Pallucchini tutta una serie di dipinti che lui identificava come autografi di Giovanni Bellini o del Giovanni Bellini giovanissimo o anche di quello della fase tarda, non ovviamente, ma che lui conosceva in collezioni private. Ne cito solo un paio a titolo esemplificativo. Il 15 aprile del 49 gli propone una piccola stupenda tavoletta di Cristo morto fra 2 angeli che io ho definito tempo fa opera giovanissima di Giambellino, anzi come la più antica che fino ad oggi si possa trovare di lui, mista di ricordi del padre e di contatti con la cerchia squarcionesca padovana e persino con Piero. Fine della citazione. Nel carteggio è anche allegata la foto, però piuttosto malconcia, e quindi non l'ho messa un po' anche per questa ragione. Il dipinto si trovava all'epoca nella collezione del modenese Alceste Giacomazzi. Pallucchini, che all'epoca si rivolgeva a Longhi in tono deferente, lo chiamava caro professore, declinò la proposta sulla base del giudizio di Moschini e Lorenzetti, contrario, comunque restì, ad una sorta di sovraesposizione della fase giovanile del pittore veneziano. Il mese successivo, il 12 maggio del 49, Longhi avvisa Pallucchini sull'ubicazione di un ritratto femminile che lui, diciamo così, che circolava appunto come opera dell'entourage belliniano, appartenente alla collezione Lanz, già assegnato a Vittore Carpaccio, del quadro che vedete qui oggi, conservato ad Amsterdam al Rijksmuseum, con una paternità ambito di Giovanni Bellini, punto interrogativo. Ecco, almeno così l'ho trovato nel sito, poi non ho fatto ricerche ulteriori sul dibattito critico intorno al dipinto, ma all'epoca Longhi appunto lo propone per la mostra sul pittore. Ed è un dipinto ritrovato ad Amsterdam tra i quadri recuperati dalla Germania, in particolare dal patrimonio di Gehring. Ora, 2025, con il secondo riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza da parte del Ministero dell'Università, e grazie al quale abbiamo avuto una serie di finanziamenti straordinari, abbiamo potuto progettare una nuova fase di digitalizzazione dell'archivio Pallucchini, con particolare riguardo ai quaderni di studio e ai taccuini dello storico, che erano stati oggetto di una prima indagine da parte di Elena Bertino, una mia allieva, nel corso del suo tirocinio curricolare nel 2018. Prevediamo di concludere questa fase appunto legata ai taccuini alla fine del 2026 con un convegno di studi che presenterà gli esiti di questa ulteriore fase di quello che a me piace chiamare cantiere Pallucchini, perché naturalmente si procede per step. Allora, perché i taccuini? Intanto inizio così, magari non so se tutti conoscono la grafia di Pallucchini, non è agilissimo da leggere.
Ora, perché i taccuini? Perché anche qui si registra appunto una attenzione rinnovata e crescente negli ultimi decenni proprio per questo genere di documentazione degli storici dell'arte tra 8 e 900, e si tratta di materiali che sono intesi come strumenti di particolare rilievo o per indagare per esempio i rapporti con il collezionismo e il commercio artistico. Basti solo pensare ai diari di Eastlake, Otto Mündler o Giovanni Morelli, oppure anche questo forse è il caso di Palluchini ovviamente, meglio comprendere procedimenti mentali, modalità di lavoro di questi nuovi appunto conoscitori e storici dell'arte. Segnalo solo che all'Università di Udine attualmente è in corso una tesi di dottorato sui taccuini di Roberto Longhi, su quelli del viaggio madrileno spagnolo che tu hai menzionato prima, e quindi per questa ragione lo segnalo. È una tesi che ha come supervisore Donata Levi. E riguardano appunto solo il momento spagnolo. Mentre ne parlavo prima con Giuliana Tomasella, attendono ancora un'analisi i 34 taccuini del maestro di Palluchini conservati presso l'archivio dell'Università di Padova. Ora, il progetto sui taccuini di Palluchini mira sia alla digitalizzazione dei 17 quaderni di appunti che sono in gran parte riferiti a viaggi compiuti dallo stesso Palluchini tra Italia ed Europa, ma non solo, come ha ben evidenziato Elena Bertin, che ha appunto precisato che sarebbe improprio definire i taccuini di Palluchini esclusivamente taccuini di viaggio, quasi a voler, sottolinea la studiosa, e cito, conferire un grado di sistematicità ad un materiale che era concepito dallo studioso come uno strumento personale, in cui alle varie annotazioni di viaggi e brevi visite si intrecciano appunti di studio, copie proprio diciamo così, da testi e di articoli e note basate su testimonianze orali. Fine della citazione. Ora, questi taccuini presentano, diciamo così, dei caratteri comuni che ne fanno un deposito davvero ricchissimo di informazioni. Io qui ho portato qualche esempio perché siamo un po' all'inizio di questa fase, diciamo, di ricognizione. Nel taccuino, questo dovrebbe essere il numero 12, che riguarda il periodo 1941-1944, ecco, lì si susseguono delle pagine fittissime di appunti tratti dal volume di Le Corbusier Vers in Architecture del 24, dai Souvenir d'un marchand de tableau di Ambroise Vollard, o dallo spoglio dei numeri della rivista Belvedere, o osservazioni sui quadri in restauro da Pelliccioli a Milano, o ancora appunti, ed è la pagina che vedete qui, inerenti le visite compiute da Palluchini, i suoi sopralluoghi a Venezia e nelle Venezie, uso questo termine. La slide che avete di fronte riguarda una sua appunto perlustrazione, e qui non c'è Tonci Foscari, ma poi magari lo interrogheremo, sulla collezione di Palazzo Widman Foscari a San Canciano, dove appunto... Era stato invitato comunque. Ecco, va bene. No, allora, perché in alto, non so se si riesce a vedere, ma c'è lo schema di un Camaron dei quadri o di un Portego di Palazzo Widman Foscari, dove Palluchini appunto annota, no, con questo sistema, metodo da conoscitore tardo ottocentesco, no? Basti pensare ai taccuini di Cavalcaselle, insomma, tanto per menzionarne uno, e lì lui ricordava due splendidi, Francesco Maffei, io mi spiace, sono riuscita a trovare soltanto le foto in bianco e nero, il Caino e Abele e il sacrificio di Noè, che credo siano ancora appunto di proprietà Widman Foscari. Ecco, quindi sono taccuini davvero molto, molto ricchi e che richiedono però anche quindi una lettura stratificata e anche molto paziente.
Nel taccuino numero 13, che copre il periodo 42-45, nessuna nota, almeno da quello che si è riuscito a capire, ma andrà verificato ancora meglio, sulla mostra 5 secoli di pittura veneta. Ecco, ma vediamo, perché appunto sono, ripeto, taccuini piuttosto complessi. E nel nostro progetto abbiamo previsto intanto di fare una schedatura analitica di 6 dei 17, sono stati individuati 6 taccuini pilota, in virtù un po' del contenuto, ma che ci servono anche per elaborare una metodologia di analisi e di schedatura funzionale a questo tipo di materiali. Abbiamo selezionato il numero 1, che ricopre il 1931-32 ed è dedicato ai viaggi in Veneto, all'Italia settentrionale, il numero 4 del 1934 relativo a un viaggio nell'Italia centrale e a Napoli in compagnia di Matteo Marangoni e Carlo Ludovico Raghianti, il numero 5 sempre del 34, un viaggio in Germania, e poi uno relativo al 40 e 45, il 12 e 13, quelli che avete visto qui, e il numero 15 del 1961, quindi siamo andati, diciamo, molto più avanti per dare proprio questo arco cronologico. Poi i taccuini si fermano e Palluchini, diciamo, dopo quella data, appunto dopo il 61, abbandona questa forma di registrazione e di annotazione. E un progetto simile a cui abbiamo guardato come possibile punto di riferimento è quello dei taccuini di Hans Posse, conservati in Germania, che ricoprono peraltro lo stesso periodo, grossomodo 1939-1942, quindi per una parte si sovrappongono ai taccuini di Palluchini. L'obiettivo nostro è quello di creare una banca dati che consenta ricerche per località, artisti, opere citate, testi schedati, testi menzionati o pubblicazioni alle quali Palluchini abbia fatto riferimento ai suoi appunti, perché l'obiettivo è quello di arrivare un po' a ricostruire, uso un termine che è utilizzato di frequente in questo genere di studi, l'officina di quello che è stato il fondatore della storia dell'arte veneta del Novecento, ovviamente in un'ottica interdisciplinare. Come vi dicevo, sono taccuini piuttosto densi, da cui emergono i contatti con galleristi, curatori di musei, restauratori, editori, con i quali esiste anche uno scambio epistolare. Quindi avremo la possibilità anche di intrecciare il materiale dei taccuini con quello dei carteggi, no? E quindi di vedere un po' come dire, riflesso anche nei taccuini quello che è il rapporto dato dalle lettere. Più in generale, questo progetto vuole, diciamo così, studiare i taccuini in maniera, diciamo così, particolare, perché sono contraddistinti rispetto ad altre modalità di trasmissione critica. Non sono il saggio pubblicato, appunto sono materiali diciamo eterogenei. Ora, il primo, come vi dicevo, risale al 31 e Palluchini aveva 23 anni, l'ultimo al 1961, ma con enormi lacune tra il 45 e il 58, in coincidenza con la nomina ad ispettore alla soprintendenza di Bologna. Ora, scusa, vedi, non c'era Tonci ma c'è Barbara. Va bene, allora poi magari glielo chiediamo. Ora, tra i quaderni più sollecitanti vi sono quelli relativi ai viaggi in Europa centrale, compiuti tra il settembre del 1934 e il maggio dell'anno successivo. Una parentesi europea o sovranazionale, se così possiamo dire, che costituisce un'eccezione allo sguardo di fatto tutto italiano, tutto peninsulare di Palluchini. Nel 1934 va in Germania e visita i principali musei di quello Stato in poco meno di 20 giorni, e tra novembre e dicembre è
in Francia, dove la parte del leone ovviamente è ricoperta dalle sue visite al Louvre, al concerto campestre di cui qui vedete, al concerto campestre, sì, sono dedicate 3-4 pagine densissime, lui lo assegnava a Giorgione, e passa le giornate nelle pinacoteche, non senza attenzione di sdegnare, come accennavo prima, gli antiquari. La pagina di sinistra è dedicata tutta ad un album di disegni attribuito a Fontebasso che aveva visto da Girard a Parigi. O ancora... qui siamo a Reims, al Musée des Beaux-Arts. Palluchini usa appunto il disegno ovviamente come strumento di documentazione iconografica, e questa è la pagina di un dipinto che all'epoca era stato attribuito da Berenson a Lorenzo Lotto, e Palluchini riporta appunto l'attribuzione di Berenson con un punto di domanda, ma soprattutto annota quello che è il dato per lui fondamentale, cioè il colore. È un po' un Boschini redivivo, lo vedremo a breve. C'è questo proprio rapporto diretto a tu per tu con le opere d'arte che si traduce in appunti scritti quasi stenografici, molto secchi ma molto densi. Adesso ve ne leggo qualcuno a titolo, dicevo, esemplificativo. Quindi Palluchini tende ad accumulare le note, tende ad accumulare le informazioni, come se avesse paura di perdere la memoria di quello che vede, no? Quindi è quasi ossessionato dal registrare, in questo caso per esempio addirittura c'è il colore del tavolo, la colonna sbrecciata, e davvero non perde nulla. Poi compra i cataloghi dei musei, compra anche le foto, ordina le cartoline, quindi ci sarà tutto un lavoro di collazione da costruire intorno a questi materiali. Nel sito del Museo di Reims il dipinto è attribuito a Giovan Battista Moroni. C'era qui prima Jacopo, che non vedo più. Vabbè, magari glielo chiederemo cosa ne pensa, visto che appunto lo ha studiato assai. Quindi, come appunto una sorta di Boschini redivivo, quando Palluchini esamina i dipinti riserva, come dicevo prima, l'aveva ben evidenziato Elena Bertin, riserva un'attenzione speciale al dato cromatico. Quando è a Vienna di fronte alla Laura di Giorgione, la definisce fondo scuro nerastro, fronde di alloro vibranti, fresche, incarnato caldo, densissimo. Veste rossa, fortissima, e tra parentesi rosso tintorettesco, certo è molto vicina alla tempesta, e via così. Ora, nei quaderni, infine, mi avvio alla conclusione, si rintracciano poi anche tanti elementi, ma soprattutto la genesi dei numerosi articoli che Palluchini pubblica a partire dagli anni 30. Quindi i taccuini costituiscono una occasione importante di verifica dell'utilizzo del materiale raccolto e offrono chiaramente la possibilità di valutare il grado di rielaborazione dell'appunto diretto immediato originato dall'impressione scaturita di fronte alle opere. Nel caso per esempio dell'articolo Opere inedite di Piazzetta, pubblicato nella rivista L'Arte nel mese di luglio del 1936, a distanza di circa 2 anni dalla pubblicazione della monografia sullo stesso artista su Piazzetta, il nuovo contributo, questo nuovo articolo, precisa il catalogo del pittore, ma è il frutto dei suoi sopralluoghi, dei suoi contatti con collezionisti privati e antiquari, tra cui Wilhelm Suida, visitato a Baden, vicino Vienna, nel 1934. E poi infine, ne abbiamo già dato un assaggio, appunto il lessico che esce da questi taccuini, fresco, immediato, come dire, davvero che rimane quasi lapidario in alcuni punti. Abbiamo visto il caso di Giorgione, ma chiudo con un tema molto amato da Palluchini, lo stile tardo di Tiziano.
Introducendo la propria monografia sull'artista uscita nel 69, dichiarava che il tema lo aveva affascinato fin dall'occasione della mostra di Capesaro del 35 curata da Nino Barbantini. Un anno prima Palluchini era in Germania, all'Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, e aveva potuto sostare a lungo di fronte all'incoronazione di spine, per poi spostarsi a Berlino, dove sarà stato a lungo e parecchio come dire, di fronte all'autoritratto straordinario del Vecellio, che definisce, vi ho riportato lì i 3 aggettivi: grandioso, tutto sfregolato, tutto spegazzato, in piena sintonia, si può dire, con quello che è stato sì, spegazzato, fregolato, dicevo, in sintonia con quello straordinario critico militante che fu Marco Boschini, e anche Palluchini fu vita, azione e critica, come appunto questo antesignano critico militante di un barocco che amiamo molto, a differenza di Longhi, e per il quale appunto il colore costituiva la massima espressione dell'arte veneta. Quindi questi taccuini rappresentano in qualche misura proprio la fase, diciamo, di inizio di quello che è stato poi per Palluchini l'impegno di tutta un'intera esistenza. Grazie. Resta qui per piacere. Un attimo, puoi restare un attimo. Allora, ringraziamo tanto Linda Borean di aver, non dico chiuso perché adesso ci sarà l'attesa relazione di Maria Cristina Bandera, ma chiaro, la giornata di domani è più di affondo nel viatico, quindi si parlerà solo di Longhi. La giornata di oggi era più la giornata di Palluchini, e mi fa piacere che sia emersa bene la figura di questo vero e proprio regista. Il Veneto ha avuto una grande fortuna, lo abbiamo visto uomo d'azione impegnato nel recupero delle opere, lo vediamo fondatore della rivista Arte Veneta, ma anche in aspetti magari che sono meno noti ai più, l'aver identificato ad esempio a Vicenza il polo dell'architettura intorno alla figura di Palladio, aver fondato, essere stato il primo presidente del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e primo direttore del bollettino del Centro Internazionale, quindi una visione che va dagli biennali all'università, dalla Fondazione Cinie, quindi e questo è emerso molto bene nel convegno di Udine del 2019, e fa piacere sapere che gli studi proseguono, vanno avanti su questi aspetti della connoisseurship, dove ovviamente la figura di Longhi è una figura di riferimento. Pensavo anche, io non lo so personalmente, ma mi pare ovvio pensare il ruolo che Stefania Masona ha avuto nell'acquisizione per Udine di questo importante materiale. Sì, no, appunto era arrivato su suggerimento di Stefania Mason, appunto sia la biblioteca sia l'archivio, e ovviamente quando noi abbiamo lavorato sul carteggio c'è stata sempre la collaborazione con la Fondazione Cini, che conserva invece la fototeca dello studioso, no? Bene, grazie infinite, e adesso Maria Cristina Bandera. Maria Cristina Bandera è direttore scientifico della Fondazione. Ah, non lo sei più. Sono sempre negli organi direttivi scientifici. Vabbè, lo è stata, in questo momento è membro del consiglio scientifico, è direttivo, è curatrice di questo volume dei millenni uscito un anno fa, che riprende, dota di illustrazioni, l'antologia scelta da Gianfranco Contini nel 73, e ha partecipato per conto della Fondazione Longhi al comitato scientifico di questo convegno, ma è legata anche a Venezia, perché è stata titolare della cattedra di storia dell'arte non solo all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ma anche all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Per 20 anni. Sì, non poco. E è fellow member dell'Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Villa Itatti, visto che parliamo di archivi, di depositori della memoria di grandi storici dell'arte, il mondo di Berenson, è membro del comitato di redazione della rivista Paragone Arte.
In più occasioni ha pubblicato studi sulla figura di Roberto Longhi, critico e collezionista, e si occupa da anni in particolare di Giorgio Marandi e di Carlo Carrà, curando a livello nazionale e internazionale mostre a loro dedicate. Ha pubblicato saggi su Palluchini e la Biennale e sulle prime biennali del dopoguerra attraverso il carteggio Longhi Palluchini. Grazie. Allora il mio ringraziamento per avermi invitato, grazie a Paola Marini e naturalmente a Barbara Guidi che hanno tenuto le file di questo convegno, e grazie anche a nome della Presidente della Fondazione Longhi Cristina Cidini, alla Presidente dell'Ateneo Veneto Antonella Magareggia naturalmente, perché qui il mio intervento oggi appunto è diciamo di studio personale, ma proprio in rappresentanza della Fondazione Longhi che come dire, ha un ruolo particolare in questo convegno, essendo proprio l'erede di Longhi, ma non solo del suo materiale di opere d'arte, di archivi, ma che vuole proprio propugnare gli studi e il pensiero di Longhi, e quindi questo convegno ha proprio anche questo significato. Naturalmente parlerò di Palluchini, ma forse anticipo qualcosa anche della giornata di domani, perché naturalmente non posso non parlare di Longhi. Longhi che ha iniziato questo, ecco, forse la mia relazione oggi potrà risultare anche un po' frammentaria, perché ho messo insieme tanti spunti, perché ritengo che possano essere opportuni per un dibattito, per un convegno, riservandomi poi forse una scrittura più organica e più fluida se ci saranno gli atti. Va ricordato solo che Longhi si è occupato di pittura veneziana dal 1914 nel suo saggio fondamentale Piero dei Franceschi e la pittura veneziana. Pubblicato sull'arte nel 14, ma si sa scritto già nel 13, nello stesso anno in cui Longhi si occupava, tenendo il piede, come dice lui, in due staffe, di futurismo, quindi sia come critico, come militante per la voce, che come studioso rigoroso per la rivista di Adolfo Venturi, L'Arte. E continuerà poi a occuparsi di pittura veneziana e veneta anche in parallelo a Palluchini nei suoi famosi Calepini, che saranno pubblicati proprio su Arte Veneta appena fondata. Per quello che riguarda invece più strettamente il viatico per 5 secoli di pittura veneziana, già Bernard Aikema ha evidenziato, che ha scritto appunto l'introduzione di questa antologia longhiana, che appunto è un'antologia, quindi non ha pubblicato tutto il viatico, non ne ha pubblicato le note. Peraltro c'è un volume delle opere complete di Longhi che naturalmente lo riporta tutto, e anche un'edizione autonoma del viatico. Appunto Bernard ha evidenziato le preferenze critiche di Longhi, ma e anche ha accennato alle idiosincrasie, ma va sottolineato che questo avviene naturalmente non solo per il viatico, ma è proprio il metodo critico di Longhi, ed è quello che io voglio sottolineare ora, anche per una maggiore comprensione di questo volume, diciamo, perché Longhi è stato fin da giovane, si è caratterizzato per una grande indipendenza e libertà critica, per quello che il compagno di studi Ferruccio Parri, già a Bologna, aveva definito come una orgogliosa intelligenza contestatrice, e questo è un punto anche fondamentale. Peraltro va detto, è noto, ma forse è opportuno sottolinearlo, che fin da giovane come dire, si era mosso in rottura di opinioni correnti e di schemi convenzionali, uno spirito per certi versi antiaccademico, uno spirito di avanguardia, di battistrada, cercando proprio, prendendo anche volutamente distanza da percorsi artistici più battuti, che all'epoca per Longhi erano incarnati in quel monumento Filo Fiorentini che era incarnato dalle vite del Vasari.
Oltre a questo va sottolineato che Longhi in tutti i suoi scritti, e quindi non solo nel viatico, ha sottolineato con lo stesso, come dire, con la stessa forza critica quelli che sono le sue idiosincrasie di artisti refusés, e questo compare evidentemente in maniera molto limpida anche nel viatico, ma aveva una tradizione. Già nel 14 Longhi, ad esempio, si era scagliato contro la maschera giallognola rappresentata dalla Gioconda, ma questo anche ha un senso poi pensando a Longhi, a Paluchini e alla mostra sull'impressionismo, prendendo invece le parti della Lisa di Renoir, ma ugualmente si era scagliato contro De Chirico, il dio ortopedico, ma come non pensare anche ai suoi strali contro Mantegna, per esempio, nel suo Carlo Braccesco. E quindi quando prima ci si domandava come mai Longhi non ha fatto la relazione sulla Cappella Ovetari, certo Longhi non ha voluto intervenire sulle tragedie della guerra, ma era chiaro che il suo pensiero su Mantegna era, come dire, noto e non positivo. Altra cosa di Longhi, che è una peculiarità, sono i suoi titoli delle sue opere icastici e così fulminei, perché credo che a tutti noto così il titolo di Viatico è rimasto impresso nella storia dell'arte, e quanti di noi non lo usano, non solo, come dire, come questo in adozione a questo volume. Ugualmente di Longhi va sottolineato una sua prassi, come dire, per antitesi, in paragone che può essere di confronto, di affinità, ma ugualmente di antitesi. Peraltro anche questo lo si avverte anche nella premessa, nel viatico, quando dice che ha portato gli studenti finalmente la necessità del contatto diretto dell'opera, l'opera come documento parlante, quindi questa necessità proprio di presa visione diretto. Poi un altro metodo di lavoro di Longhi evidente in questo viatico è questa sua sinossi di antico moderno, di confronto, il confronto con l'impressionismo per esempio, ma soprattutto forse ancora più confronto che poi trova, come dire, il suo sbocco naturale nella sua rivista, che non a caso fondata nel 50 si chiama Paragone, ma ancora evidentissimo nel viatico è questa prassi sua di quella che lui chiamava di connotazioni in anticipo, del suo modo di dire sembrava già, e così questo è il caso per esempio di Lotto, che proietta in una traiettoria di modernità appunto contrassegnata da Caravaggio, Rembrandt, Goya, Renoir, ribadendo che artisti, appunto cito, che artisti come Lotto, il Caravaggio e il Rembrandt finiscono come dei vinti quasi al bando della società in cui si trovano, per essere ospiti indesiderati, perché in contrattempo, perché più moderni di essa. E ugualmente in questo confronto, che poi ci serve per capire come Longhi abbia proposto come prima mostra per la Biennale la mostra dell'impressionismo, appunto negli anni in cui Paluchini era segretario generale, i confronti continui con la mostra con gli impressionisti, posto per figura che Giorgione sia Manet della pittura veneziana del Cinquecento e Tiziano Renoir, il Bassano, a cui, come già stato detto prima anche da Bert Eichmann, ne sarà certamente il Monet. Ugualmente va ricordato come questa attenzione di Longhi per l'impressionismo avesse delle radici come dire da sempre, da subito. Longhi si era formato e aveva collaborato giovanissimo sulla voce, lì aveva letto già dal 1909 gli articoli di Soffici sull'impressionismo, che lui definisce altoparlante, e poi aveva visto, questo ne parla scrivendo di Morandi,
Morandi, dice: per noi giovani sui 20 anni la mostra di Renoir è stata la prima rivelazione della pittura moderna alla Biennale del 10, quindi il ruolo portante della Biennale, ma ancora Longhi, giovanissimo, aveva parlato degli impressionisti nelle sue dispense per i suoi giovani allievi, ecco, e tra parentesi cito, ricordo che tra gli allievi di Longhi nei licei romani, appunto tra il 13 e il 14, oltre alla giovanissima Lucia Lopresti, futura scrittrice e moglie di Longhi col nome di Anna Banti, e mi preme ricordare perché anche le attività della fondazione in questo momento sono rivolte non solo a Longhi ma a Anna Banti, va ricordato anche quello che sarebbe Giuseppe Bottai, il futuro ministro. Quindi se il ministro Bottai ha delle attenzioni per l'arte lo si deve alla sua formazione e all'importanza che Longhi ha avuto come suo maestro. Ancora va ricordato a proposito di... Ah sì, ecco, poi per esempio ancora nel 14, in queste sue dispense che saranno pubblicate da Anna Banti a 10 anni dalla morte di Longhi, col titolo che compare sul manoscritto di breve ma veridica storia della pittura italiana, Longhi appunto parla dell'importanza di Degas e di Renoir, due nomi grandi almeno come Giorgione e Tiziano, quindi questo confronto con i veneziani già compare in Longhi del 14 e Longhi lo ricorda, ed è opportuno ricordarlo oggi perché non è così scontato, perché sembra che la pittura impressionista fosse nota da sempre, fosse un patrimonio da subito. Renoir e Degas vivono ancora. Quindi voglio dire, anche questo è particolarmente importante. Peraltro Longhi nel 46, quindi a ruota del viatico, cioè nel 48, ma a ruota del viatico e della mostra della Biennale, nel 48 farà la prefazione ad un volume che poi è diventato un livre de poche, vorrei dire, la storia dell'impressionismo di John Rewald. Quindi anche questo per capire questo ruolo e questa attenzione di Longhi e questo confronto, salto molto, ma così erano tanti. Ecco, adesso arriviamo però proprio più mettiamo fuoco, e soprattutto mi preme in questo momento sottolineare i giudizi di Pallocchini sul viatico di Longhi. Questo grazie alle lettere che sono conservate alla Fondazione Longhi, che io ho trascritto limitatamente a quelle del 1945, anche per non, come dire, 45 primi anni del 46, cioè dal dicembre del 45 al dicembre del 46, quindi un anno, anche perché, come è già stato anche ricordato, la scrittura, la grafia di Pallocchini non è una facile, però credo di esserci riuscita. Allora, la prima lettera di Pallocchini a Longhi data 21 dicembre 45. È già stato ricordato come il manoscritto del viatico riporti la data 4 dicembre, quindi questo è veramente immediata. Naturalmente è già stato ricordato prima la differenza di generazione tra Longhi, così anziano, illustre professore, e il più giovane Pallocchini, che appunto lo chiama caro professore, ma con tutto il rispetto che lo si deve a Longhi, e inizia dicendo che appunto consegnai a mio padre una copia dei dipinti della Galleria Estense, quindi la prende un po' alla larga, e poi dice: spero che il volume non sia andato perduto, ma poi arriva subito, dice: mi avevano detto che il Mondo doveva pubblicare un suo articolo sulla mostra dei 5 secoli. Purtroppo da ottobre tale periodico non arriva più a Venezia. È uscito il suo articolo, era naturalmente particolarmente ansioso. Poi naturalmente c'è forse una specie di captatio benevolenza. Stiamo lavorando per un programma di conferenze all'Associazione Italo-Francese di Cultura, da poco costituita a Venezia. Sarebbe disposto a venire a Venezia in primavera per 46 per tenere una conferenza arte francese e arte italiana? Quindi sempre scelto bene il relatore. Penso ad una cosa consimile e felicissima già tenuto a Firenze, e il riferimento è quello arte italiana e arte tedesca, appunto del 41
di Longhi. E poi naturalmente dice: parlo anche a nome di molti amici e saremmo molto contenti che lei venisse. E, qualora appunto Longhi se avesse accettato, gli sarebbe stato fatto pervenire una lettera ufficiale da parte del presidente dell'associazione, all'epoca prefetto di Venezia. E poi a matita, perché la lettera è sotto, anzi c'è un po' scritto, però dice: circa l'onorario mi dica lei. Ecco, e quindi anche questo. Poi appunto, la lettera successiva è data 7 gennaio del 46, su carta ecco, la prima che ho letto prima era su carta intestata barrata, come si conviene, del Comune di Venezia, e ancora l'intestazione Mostra dei 5 secoli di pittura veneta, il direttore. Quest'altra invece è da Cale Zanardi, quindi da casa di Paluchini. E Paluchini ringrazia Longhi del catalogo, sono lieto che il catalogo delle Stense le sia piaciuto, anche perché mi è costato molta fatica e anche per le difficoltà naturalmente di fare le ricerche sull'arte a Venezia fuori dall'ambito veneto. E poi lo ringrazia a nome del comitato della promessa di venire a Venezia e di tenere una conferenza appunto sul tema franco-italiano. E poi dice... Ecco, e poi però appunto dopo tutte queste, perché naturalmente si mimetizzano in questa sua, era ansiosissimo ma non voleva fare così, dice: attendo con impazienza di leggere il suo saggio sui Veneti, grazie della promessa di inviarmi le bozze, poi vedremo se anche di cui terrò conto nel rifacimento del catalogo dei 5 secoli, che dovrà uscire in grande edizione con tutte le illustrazioni. E poi dice: di foto se ne ha bisogno, ce ne sono tanti, l'archivio AFI, cioè l'archivio fotografico italiano, sarà disponibile, eccetera, anche perché poi le fotografie serviranno per il viatico, serviranno per i calepini veneziani, quindi c'è questo intenso scambio tra appunto i due studiosi. Ecco, poi a questo invece in particolare per il catalogo dei 5 secoli che sta prestando Pizzi abbiamo fatto eseguire molti particolari. E poi aggiunge: a Venezia è arrivato il fascicolone di rassegna italiana dedicato al Croce, perché Viatico sarà inizialmente pubblicato, è noto a tutti, appunto la rassegna italiana. Probabilmente la seconda puntata del suo saggio sarà sul fascicolo 4 e naturalmente siamo ansiosi di riceverlo. Capisco che dopo tutta la grande fatica. E poi dice: l'organizzazione della mostra dei capolavori procede bene, esporremo il Guariento di Padova, che meraviglia, gran parte del Tommaso da Modena di Treviso e Monte da Ponte, cioè Jacopo Bassano di Bassano, sapendo di far leva su un pittore amato da Longhi. Finalmente arriviamo al 17 settembre del 46, tutte lettere manoscritte. E dice: caro professore, evidentemente c'è stato un incontro a Venezia, mi è dispiaciuto non averla potuta salutare alla sua partenza, ma mi è ancora più dispiaciuto, ecco, questo secondo me è l'abilità di Paluchini, che sappiamo tutti, di aver sbadatamente, io non ci credo, aperto il plico che poi ho visto essere a lei diretto con le prime prove del testo e delle sue illustrazioni del viatico, giunto sabato mattina. Che sia stata un'operazione sbadata, come dire, forse ci crediamo in pochi, la curiosità doveva essere molto. Sono rimasto molto male quando, piegando la carta, mi sono accorta del duplice indirizzo. D'altra parte forse non ho commesso una grande indiscrezione, dato che lei aveva avuto la bontà di parteciparmi le bozze relative. Ancora non le avevo detto l'interesse che le pagine riferentesi alle tavole hanno suscitato in me. Le lessi tutti d'un fiato, quella sera che ci incontrammo in piazza San Marco, e come sempre lo stupore di una conoscenza capillare, sottilissima, che si sposa ad una intelligenza così cordiale del testo figurativo. E quante impressioni avrei voluto scambiare con lei. Spero di trovare il tempo di scrivere a lungo sopra questo suo volume, che tanta luce porta sui Veneti.
Non mi resta che ripetere le scuse per l'involontaria apertura del plico che le ho rispedito ieri mattina, e ringraziamenti, eccetera. Poi finalmente arriva il volume, dopo le bozze. Qua siamo 16/11/46, sempre da Calle Zanardi. Finalmente, no, questo no, anzi è giunta qui, non la rassegna, il bozzo arriva dopo, il volume. Finalmente è giunta anche qui la rassegna d'Italia e ho potuto godere la prima puntata del suo bellissimo saggio sulla mostra veneziana. È stata per me una grande soddisfazione quella di vedere che la mostra, da me allestita con tanta fatica in sì breve spazio di tempo, abbia servito alla cultura dando l'avvio ad uno studio così originale e vivo sull'arte veneta. E la ringrazio di cuore delle cortesi e lusinghiere parole a mio riguardo. Anche quest'anno, caro professore, vi saranno, ecco anche questo, le tessere omaggio dei suoi allievi, e d'altra parte tutti noi poi è già stato letto come l'importanza appunto per questi giovani allievi che, voglio dire, per quasi una generazione non hanno potuto vedere queste opere, e quindi l'idea di avere questo contatto diretto e quindi le tessere. Stiamo montando un'altra mostra, si spera di mettere in piedi quella da lui auspicata su Giovanni Bellini, che sarà appunto però solo dopo il 49, dato che c'è speranza, che non c'è speranza per il futuro di avere i pezzi della National Gallery e quello della Frick. E poi dice, sto guardando, e poi con Moschini si è pensato di mettere insieme una rassegna di altre opere, ecco, e poi finalmente ancora se hanno bisogno di fotografie, ecco, nel suo saggio mi sono parse bellissime e toccanti le pagine su Giovanni Bellini ed il Lotto, e mi fa piacere che anch'io non avevo visto male, credo che tremasse Paluchini dal giudizio di Doghi, non avevo visto male la posizione di quest'ultimo. È veramente un magnifico brano, pure Carpaccio, e già appunto è stato sottolineato come l'apprezzamento critico di Longhi. Ecco, poi dice, mi aspettavo la sua critica sulla pala del Castelfranco, veramente nuovi anche rispetto ai suoi studi precedenti, gli accenni alla cultura giorgionesca. E ora attendiamo con impazienza il seguito. Ha fissato la data della conferenza dell'Associazione Italo-Francese di Cultura Veneziana. Le sono regata se vorrà comunicarmela. Ecco, finalmente siamo arrivati al 23/12/46. Anzitutto la ringrazio di cuore dell'invio del volume sui 5 secoli di pittura veneziana, e grazie particolarmente delle parole di dedica. Qua bisognerebbe trovarlo, sapere leggere la dedica, sarebbe interessante averlo. Il volume mi sembra editorialmente molto ben riuscito, i cliché sono ottimi, le illustrazioni grandi e quindi agevolmente leggibili. Quanto al contenuto, le ho detto le mie impressioni. Ora che ho sott'occhio il testo, note e illustrazioni, mi pare che questo saggio segni una data importante negli studi della pittura veneziana, tanto come novità di giudizio quanto per esplorazione filologica. Le confesso che le pagine su Giovanni Bellini mi sembrano le più alte e commosse, ma anche questo è già stato sottolineato, e non meno belle quelle su Carpaccio, su Tiziano e su Paolo Veronese, evidentemente. Mi proverò a scrivere attorno a questo suo studio così bello, caldo e convincente. Dico convincente perché tutto è subordinato ad un rigoroso impegno di gusto, di un gusto del quale necessariamente il Tintoretto resta assente, quindi come dire, cerca di mediare. Qua ecco l'unica obiezione che Paluchini fa: mi permetterei solo di notare che forse è stato troppo severo col Tiepolo padre, mentre la limitazione del Tintoretto e l'apprezzamento della sua attività giovanile mi sembrano giustificate. Voglio dire,
Longhi, da par sua, sottolineerà più tardi, nel 1951, nel famoso dialogo tra Caravaggio e Tiepolo, la sua idiosincrasia per Tiepolo, quasi prendendo le parti di Caravaggio. È chiaro, di un critico che si era dedicato da sempre, fin dalla sua tesi di laurea, appunto discussa nel 1911 sul Caravaggio, ma i primi naturalisti, e alla pittura, in qualche modo quella che sarà definita la pittura di realtà, non potesse apprezzare Tiepolo. E questo dialogo, devo dire che già Domenico Romanelli, prefando per l'antologia longhiana da parte veneziana, perché la parte di Caravaggio è stata fatta da Stefano Causa, anche lì abbiamo voluto creare un dialogo, diceva, ma Longhi avrebbe potuto attutire il suo, no, in realtà ne ha solo, come dire, schiacciato l'acceleratore ulteriormente, insomma, perché non era nelle sue corde. Longhi casomai si identifica proprio con Caravaggio. Ecco, quindi questo è come dire, il commento di Palluchini, no, adesso volevo, molto interessante, ma se lo ritrovo, ma che qui ho tanti foglietti, vediamo. Bisogna dire, mentre Cristina cerca il suo foglietto, interessante che un piemontese abbia uno spirito da toscanaccio, è uno strano caso di piemontese che nasce già con uno spirito toscano. Sì, no, ma già questo che Toscano già nasce con uno spirito critico che è formatosi sulla voce, voglio dire, in questo suo spirito ribelle che comunque, come è stato. Ecco, le finalità di Longhi sintetizzate del Viatico, secondo me, sono nel risvolto di copertina della sovracoperta dell'edizione del Viatico di 5 secoli di pittura veneziana. Questa che ha no, perché non ce l'ha nessuno, ma ce l'ho io. Purtroppo non l'ho fotografata perché è un po' sciupata, perché è noto, insomma, in qualche modo io vengo da una famiglia di storiche dell'arte e quindi la mia mamma ce l'aveva, però la copertina è un po' sciupata, poi ho fatto tanti traslochi, però è bellissima la sovracoperta perché è un collage di tante fotografie messe sovrapposte proprio di pittori veneziani in bianco e nero, e il risvolto di copertina, che chiaramente, come dire, non può essere stato pubblicato senza l'avallo di Longhi e probabilmente da lui scritto. La bellissima mostra dei 5 secoli di pittura veneziana dette lo spunto a questo libro di Roberto Longhi. Ma il discorso di Longhi si è ampliato ad ecco, anche questo è importante, perché è chiaro che sempre di Longhi, come dire, si citano delle frasi che sono rimaste più famose, si citano degli aforismi, si cita il titolo, la sua fine tranchant, sul quale magari torno fra 5 minuti, ma invece quello che è importante è che il discorso di Longhi si è ampliato ad una sintesi storica, perché anche Longhi è vero che viene ricordato, citato per il suo attribuzionismo, per la sua connoisseurship, ma sempre in una dimensione storica. Questo va sottolineato, ad una sintesi storica della pittura veneta che ancora mancava, ecco qui, e dove l'accento è costantemente posto sui valori più alti, anche qui, senza pur dimenticare i nessi e le giunture, qui non può non essere scritto che non da Longhi, dello svolgimento, tra virgolette, sono le grandi persone dell'arte veneziana, da Giovanni Bellini a Pietro Longhi, che brillano in questo saggio di luce diretta. Chiarite in una serie di ritratti che faranno testo, ed è proprio così, per lungo tempo, mentre alcune altre figure, come il Tintoretto e il Tiepolo, rientrano nei loro limiti, troppo spesso sforzati dalla critica dell'ultimo decennio. Leggo, ma sono poche righe, quindi le leggo tutto. Peraltro i capitoli
I capitali problemi filologici e critici della pittura veneziana dal 300 al 700 sono commentati in una serie di note che accompagnano il lettore attraverso lo splendido materiale illustrativo, ecco anche questo, delle 170 tavole in bianco e nero, dove opere note ma nuovamente interpretate, particolari, perché sono anche i tagli, Tantissimi. quello che Longhi farà anche nel Piero della Francesca, aveva fatto nel Piero della Francesca del 27, e anche lì scrivendo il saggio e le note a parte. Quindi anche questo modo di Longhi di avvicinarsi di lettura all'opera d'arte, ma nuovamente interpretate, particolari, significativi, tratte da opere più famose che conosciute e opere inedite di altissimo prestigio, compongono assieme una serie preziosa per l'intelligenza del testo e indispensabile tanto allo specialista quanto ad ogni persona colta, perché anche questa è una peculiarità di Longhi, di rivolgersi sempre ad un pubblico allargato. E però prima di passare molto velocemente alla pittura alla Biennale, mi sono domandata perché Palluchini, per esempio, dica a Longhi che è stato molto severo nel suo giudizio su Tiziano, in parte anche su Tintoretto, voglio dire, alle riserve, ma per esempio non ricorda Canova, perché voglio dire, credo che qualsiasi giornalista che parla di Longhi non può non ricordare, e qui però non è stato ancora letto, allora lo leggo io perché è famosissimo, il disprezzo per Canova, Antonio Canova, lo scultore nato morto, il cui cuore è ai frari, la cui mano all'Accademia, e io devo dire, avendo insegnato in Accademia Nedo Fiorentino, quando si discutevano le tesi nel tablino, più di una volta tirava fuori la mano dall'urna del tablino, quindi l'ho vista con i miei occhi, e il resto non so dove. Ecco, qui però non lo cita, e come mai? Ma allora ho riletto la prefazione di Palluchini, e Palluchini infatti quando parla del suo escurso sulla pittura veneziana dice appunto la modernità della pittura, insomma leggo proprio solo le ultime 3 parole, della modernità sopraffatta dalla gelida moda neoclassica, e ancora per esempio purtroppo alle soglie dell'Ottocento dopo lo smarrimento del Canova, quindi in fondo condivideva, anche se certo il disprezzo di Longhi non ha pari. D'altra parte Canova non era capito all'epoca, ma anche venendo dagli anni mussoliniani di regime, è chiaro che la pittura di Canova veniva anche intesa che fosse in un modo che in quegli anni di resurrezione delle arti non era apprezzata. Ecco, qui solo per dire, così mi aggancio a quello appunto finalmente alla mostra dell'impressionismo, ma poi mi fermo solo per cercare le motivazioni, che Longhi, ma per Lucchini invece c'è questa sintonia, per esempio la magia evocatrice di Guardi, ma soprattutto nella fine di saggio di Palluchini, e questo aggancio appunto alla pittura degli impressionisti, perché dice la tradizione della pittura veneziana si spense in patria ai primi dell'Ottocento, ma aveva fornito un strumento linguistico più valido per la formazione di un linguaggio pittorico europeo e moderno, da Goya a Delacroix, da Manet a Cézanne. Quindi qua proprio si trovano in un punto di contatto, e questo spiega perché in fondo Longhi, ma con l'avallo di Palluchini, come prima voglia di rinascita delle arti, propone in sede di commissione alla Biennale di Venezia proprio una mostra sull'impressionismo francese, mostra che ricordiamo, non so chi prima ha ricordato Francesco Arcangeli, ha fatto per la rassegna d'arte di questa mostra una recensione stupenda, come una finestra finalmente spalancata, ecco, quindi questo.
E con questo, come dire, forse mi fermo perché ho sforato tutto. Ma no, grazie. Tutti i tempi. Però siccome è una cosa, scusatemi, proprio con questo il mio ultimo foglietto, ma anche qui è velocissimo. No, siccome si parlava prima di questa, come dire, significato da 80 anni, no, dopo la guerra, la volontà di rinascita, questo significato che anche Amerigo Vespucci prima ha parlato di etica civica, no? Per esempio, oggi potremmo pensare che una mostra dell'impressionismo fosse stata accolta da tutti con grandissimo entusiasmo. No, non è vero, cioè da molte persone, però è altrettanto vero che l'onorevole Di Fausto, architetto di regime, ha fatto una interpellanza parlamentare dicendo che nelle arti figurative l'indissolubile eterno rapporto con la natura fu intaccato dagli impressionisti, che tentarono la prima versione dal ciclo classico, decomponendo gli oggetti nella composizione della luce, e ha dovuto intervenire il sindaco onorevole Ponti a placare le acque, e anche con un intervento di Pajetta. Adesso qui non leggo, ma come dire, è noto che certi artisti piacevano ad alcuni, molti non piacevano a nessuno. Ecco. Quindi questo a dire come ci sia sempre questa in fondo necessità, ed è bene ancora oggi aver parlato non solo, e parlare oggi e domani, di questi testi basilari della storia dell'arte, ma di come dire, mettere in evidenza anche il significato etico che queste mostre hanno avuto. Grazie tante. Spero di non aver No, troppo. assolutamente, anzi ci hai portato una bellissima testimonianza rispetto a quello che è l'ambito dei tuoi studi, cioè del rapporto tra Pallucchini e Longhi per le biennali. Essere andata anche a ricercare questi preziosi frammenti di corrispondenza è veramente interessante, e ti ringraziamo tantissimo. Io veramente non mi sento di fare conclusioni, perché è stata una giornata così ricca, così certamente sono emerse tante cose, anche queste due riviste che si inseguono, Arte Veneta 48, Paragone 50, questa attenzione all'arte veneta fin dalla giovinezza, un 24enne Longhi che studia Piero De Franceschi e intanto lavora sul futurismo. Cioè veramente sono questo sempre ottica del contemporaneo, ma anche questo fortissimo engagement politico, cioè molto forte, che ha nutrito tutta questa generazione. A proposito di Canova, a proposito di Accademia di Belle Arti, dove Maria Cristina Bandera ha insegnato per 20 anni, dobbiamo dire che per fortuna all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Venezia c'era una donna, Elena Bassi, che proprio nel momento in cui nessuno amava Canova, con grande pazienza, andando a Possagno, qui abbiamo anche la direttrice Moira Mascotto della Gipsoteca Canoviana di Possagno, ospite del comune di Possagno, dove andava anche a villeggiare. Io sono così anziana da averla conosciuta, di averla frequentata, andata a trovare, e faceva il catalogo dei materiali della Gipsoteca. Quindi diciamo che vita e morte spesso si uniscono, così damnatio memoria di Canova, vicino a questo sta rinascendo il germe di una rinascita per Canova, e siamo sempre dentro l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Grazie a tutti, arrivederci a domani mattina alle ore 9:30.